Signori, buonasera e benvenuti alle conferenze del 13 dell'Associazione Salus Bellatrix. Noi siamo nati il 13 dicembre 2009, quindi fra poco sono 11 anni che il giorno 13 di ogni mese organizziamo una conferenza o un convegno. Questa sera abbiamo un gradito ritorno di Francesco Amodeo, che è stato qui l'anno scorso per illustrarci il suo bellissimo lavoro che ha fatto Certosino e il libro che aveva scritto La Matrix Europea. Quest'anno ci parlerà di tutto quello che è successo, tutte le strane coincidenze che abbiamo avuto da quando è uscito quella cosa che io chiamo coglionavirus, perdonatemi il francesismo, e con il suo ultimo libro che poi potrete trovare anche qui, 31 coincidenze sul coronavirus. Allora, io lascio la parola a Francesco per la sua esposizione e le domande per cortesia le terremo alla fine. Grazie e buona serata. Buonasera a tutti e grazie mille per essere venuti. Stasera presentiamo per la prima volta, quindi in esclusiva, il libro 31 coincidenze sul coronavirus e sulla nuova guerra fredda USA-Cina, questo è il titolo completo. Un libro che io non amo, qualcuno adesso dirà impazzito, Amodeo è venuto a presentare un libro che non amo. Non lo amo perché non amo parlare di coincidenze, non amo fare illazioni, non amo fare supposizioni quando scrivo un libro. Nelle mie inchieste sono sempre molto diretto, come è accaduto con la Matrix Europea. Sono notizie che, per quanto possano risultare incredibili, sono incontrovertibili, cioè sono dati che nessuno può smentire. Non che 31 coincidenze possa essere smentito, ma sono costretto ad usare un titolo del genere per non provare neanche minimamente a speculare su quella che comunque è stata una grossa tragedia che ancora oggi attanaglia il popolo italiano e non solo, il mondo intero. In realtà la prima parte del libro è sullo stesso stampo di Matrix Europea, quindi il racconto di fatti, addirittura ho inserito oltre 100 slide, 100 fotografie tratte da documenti ufficiali, anche da foto di media mainstream, quindi è inattaccabile. Ma mentre preparavo questo libro, in tempi non sospetti, la pandemia ancora non era scoppiata, finivo l'ultimo capitolo in cui annunciavo che ci sarebbe stato un evento catastrofico e catalizzante che avrebbe, spiegato al lettore tutto quello che lui aveva già intuito leggendo quei capitoli. Non potevo immaginare quale sarebbe stato questo evento, ma sapevo che qualcosa di grosso sarebbe arrivato. Poi capirete anche voi il perché. Non era una previsione che facevo, ma arrivavo a questa conclusione analizzando alcuni documenti, anche documenti militari, alcuni documenti dell'intelligence, e mi rendevo conto che c'era qualcosa che stava per accadere. Quindi la prima parte del libro narra dello scontro in essere tra USA e Cina, quella che viene chiamata da molti analisti la nuova guerra fredda, ma io credo che sia qualcosa di addirittura più grave della guerra fredda, perché la guerra fredda era con l'Unione Sovietica che non poteva competere con l'America su tantissime questioni. Con la Cina invece è assolutamente diverso, anche perché le due economie in qualche modo si fondono, quindi questa è una guerra che avrà ripercussioni ovunque e anche nel nostro paese le ha già avute. Mentre preparavo la parte sul conflitto tra USA e Cina, mi sono reso conto che i nostri media non trattavano questo argomento, che invece era diventato nei salotti della diplomazia internazionale uno degli eventi prioritari, assolutamente prioritari. Qualche accenno lo vediamo in questa prima slide, lo hanno fatto anche i media italiani. Questo è un articolo del Sole 24 Ore che dice USA contro Cina, l'Europa in mezzo. Sul 5G si gioca la partita per il futuro dell'economia globale. La seconda slide è ancora più suggestiva, perché addirittura dice: il nuovo ordine mondiale è creato dalla guerra del 5G.
Quindi qualcosa che noi assolutamente non conosciamo o sicuramente non è uno degli argomenti trattati dai nostri media, se non per deridere chi dice che queste onde facciano male alla salute, perché questa è l'unica cosa che noi sentiamo dire nei nostri media, provano a deridere quelli che dicono che questa tecnologia comunque è anche dannosa per la salute. Ma di questo argomento non ne tratto nel libro, ma lo affronto dal punto di vista geopolitico. Quindi dico, se in questo momento c'è una guerra in atto tra USA e Cina per chi mette le mani per primo su questa nuova tecnologia, vuoi vedere che è anche questa la causa scatenante della guerra invece interna nell'amministrazione americana tra Donald Trump e quello che possiamo definire con un termine che non amo perché sembra un po' complottista, il deep state, gli apparati americani, come li vogliamo chiamare, coloro che provano a disarcionare Trump. Dopo aver letto questi articoli, quindi dopo essermi reso conto di quello che stava accadendo, sono corso sul sito della Casa Bianca per capire come stessero interpretando questa guerra, quindi questo scontro in atto. E ho trovato un report, National Strategy to Secure 5G, quindi il 5G Security Report americano, pubblicato a marzo 2020, quindi in piena pandemia. Donald Trump, invece di pubblicare un report sul coronavirus, si affretta a pubblicare un report sul 5G, dicendo su questa materia si gioca il futuro del nostro Paese e la sicurezza del nostro Paese. Vediamo un report di aprile 2012 che dice, questo è anche tratto dal sito della Casa Bianca, che Donald Trump e gli americani devono fare tutto il possibile per vincere la gara, the race, per il 5G. Questo è un report di aprile della Casa Bianca, ne fanno un altro subito dopo, un ordine esecutivo a maggio, quindi immaginate che importanza danno a questa materia e noi manco sapevamo che esistesse questo scontro in atto. Anche qui dicono dobbiamo fare il possibile per mettere le mani su questa tecnologia e soprattutto per evitare che lo faccia il nostro nuovo nemico che è la Cina. Qui interviene, lo vediamo in questa slide, sono tutti documenti ufficiali, interviene Mike Pompeo, segretario di Stato americano, personaggio molto potente, ex direttore della CIA, anche lui fa un appello all'Europa e dice dovete stare dalla nostra parte in questo scontro sulle tecnologie di quinta generazione. Addirittura lui dice se lasciate la porta aperta al 5G cinese rischiate di interrompere i rapporti di intelligence con gli Stati Uniti d'America e rischiate di mettere in discussione la NATO. Quindi lo scontro diventa sempre più forte, addirittura viene arrestata dagli americani in Canada la direttrice finanziaria di Huawei che poi è la figlia del potentissimo fondatore. Quindi questo è segno di uno scontro senza esclusioni di colpo. Questa è la slide di cui vi parlavo prima, Huawei minaccia per la NATO, quindi addirittura queste tecnologie potrebbero mettere in discussione la NATO, perché giustamente dice Mike Pompeo, se noi abbiamo la certezza, gli americani dicono di avere questa certezza, che attraverso queste tecnologie, attraverso queste infrastrutture, la Cina potrebbe spiare i paesi che le ospitano, ovviamente paesi come l'Italia, che ospitano una serie infinita di basi NATO, ospitare anche questa tecnologia vorrebbe dire creare grossissimi problemi all'Alleanza Atlantica. Quindi loro dicono potremmo interrompere i rapporti di intelligence con l'Italia. Questa è una slide che non vedrete più, nel senso non c'è stato mai nella storia americana la speaker della Camera, acerrima nemica di Trump, che addirittura pubblicamente dice, stiamo parlando della donna che ha provato a fare l'impeachment a Trump, stiamo parlando di quegli ambienti che hanno provato a fare il Russiagate, stiamo parlando di quegli ambienti, anzi addirittura la Pelosi stessa che adesso dice che Trump non è capace di intendere e di volere a causa delle cure del coronavirus, quindi stiamo parlando della più acerrima nemica di Trump, eppure dice solo per questa questione siamo con Trump, nel senso abbiamo la stessa idea di Trump. Gli europei devono togliere le mani dal 5G cinese nella maniera più assoluta. Lo vediamo, è riportato anche da Bloomberg. Ovviamente
loro sono con Trump nel senso che condividono quest'idea che bisogna assolutamente fermare, ma non condividono le modalità di Donald Trump. Certi ambienti americani, lo chiamiamo deep state, ma possiamo anche chiamarlo in altro modo, quindi quel partito trasversale che va dai democratici fino ai neoconservatori americani repubblicani, che vogliono assolutamente disarcionare Trump perché pensano che sia stato abbia usato misure troppo blande in questa occasione e anche in altre in passato. Infatti c'è questo report che si chiama Course Correction, inversione di rotta, cioè dobbiamo fermare la Cina per quanto concerne la questione della corsa al 5G e dobbiamo fermare Donald Trump, dobbiamo fare un'inversione di rotta. Bene, perché devono fare assolutamente questa inversione di rotta? Perché i cinesi, dal canto loro, hanno pubblicato un report che si chiama Made in China 2025, dove per la prima volta nella storia dicono che gli Stati Uniti perderanno la loro leadership mondiale nel giro di 5 anni. Quindi questa è una cosa che non era mai avvenuta neanche con l'Unione Sovietica, un affronto agli Stati Uniti d'America. Quando io ho letto questo report, e mi è servito perché stavo preparando un libro che doveva semplicemente trattare questo scontro in atto, giusto per portare a conoscenza di tutti quanti quello che avrebbe avuto un impatto su tutti i paesi, perché tutti i paesi sono chiamati a fare una scelta che i nostri media e i nostri politici ci fanno credere essere una scelta di prodotto o di tecnologia, come se io entro in un negozio di telefonia e devo scegliere tra Samsung e Huawei. È così che i nostri politici trattano questa scelta, mentre è chiaro che si tratti di una scelta di geopolitica, quindi di posizionamento sull'asse geopolitico mondiale. Quando io ho letto questo report e mi sono reso conto dei titoli che abbiamo visto prima, che siamo arrivati ad un punto di non ritorno, nel senso l'America si è resa conto che è in ritardo su questa tecnologia, non può fare nulla, è in ritardo, la sua tecnologia è meno economica, ci sono tantissime problematiche, si sono resi conto che ormai hanno una clessidra e il timer lo hanno acceso proprio i cinesi dicendo 5 anni e vi abbiamo superato. A quel punto mi sono ricordato di documenti che avevo inserito nel mio primo libro addirittura, A Zanate le Iene del 2012, dove gli americani, certi ambienti americani, a volte sbaglio a chiamarli americani perché non sono gli americani, sono delle organizzazioni apolidi, gente che fa semplicemente gli interessi della propria nicchia, della propria elite, della propria oligarchia, quindi chiamarli americani è assolutamente sbagliato. Mi ero reso conto che queste organizzazioni si stavano preparando da anni a questo momento e ho ripreso infatti un documento militare che avevo pubblicato nel libro A Zannate le Iene, che si chiama Rebuilding American Defense, quindi ricostruire la leadership americana, progetto per un nuovo secolo di dominio americano. È stato redatto dai neocon statunitensi, quindi stiamo parlando di personaggi potentissimi che hanno fatto parte delle amministrazioni Bush, molti poi passati con Obama, stiamo parlando di gente che ha guidato la Banca Mondiale, segretari della difesa americani come Ronald Rumsfeld, Dick Cheney, quindi personaggi potentissimi. Creano questo report e dicono, guardate, è scritto in inglese ma si traduce facilmente, dicono al momento presente, quando questo report lo stiamo preparando, non ci sono problemi per gli Stati Uniti, ossia non esiste una potenza capace di scardinare la nostra leadership, ma prepariamo il campo perché un giorno potrà uscire questa potenza, un giorno la leadership americana potrà essere messa in discussione e noi dobbiamo fare in modo da precludere l'ascesa di un'altra potenza. Questo vuol dire che nel 2019 noi siamo in pieno nello scenario raccontato 20 anni prima in questo report. E perché ho trovato questo report gravissimo alla luce degli avvenimenti che sono accaduti? Perché loro scrivono frasi del genere. Dicono, qualora questo stesse per accadere, noi dobbiamo essere pronti, dobbiamo essere consapevoli che per accelerare il processo di trasformazione americana, quindi per riprendere la leadership, ci vorrebbe un nuovo catastrofico e catalizzante evento come una nuova Pearl Harbor.
ossia un evento che sulla carta è distruttivo prima di tutto per gli americani, però poi le associazioni guerrafondaie dell'epoca e quindi quelle di oggi possono strumentalizzare un episodio del genere per raggiungere i propri obiettivi. Quindi loro scrivono: dobbiamo essere pronti ad un nuovo catastrofico e catalizzante evento, e addirittura prendono in essere una seconda ipotesi che a sentirla adesso fa veramente accapponare la pelle. È questa: dobbiamo essere pronti a pensare alle armi biologiche come uno strumento politicamente utile. Quindi loro dicono le armi biologiche sono sempre state le armi dei terroristi, bisogna pensare invece all'uso come strumento politicamente utile. Tutto questo se mai un giorno la leadership americana dovesse essere messa in discussione. Qui mi fermo un secondo, perché da questo momento in poi io comincio a preparare il libro e mi fermo qui. Cioè io non ho idea di quale sarà questo evento catastrofico e catalizzante, ma lo annuncio nel libro. Cioè dico, oggi ci sono le condizioni perché questo accada. Certamente gli americani, scusate ho chiamato di nuovo gli americani, queste organizzazioni non permetteranno di perdere la leadership, non permetteranno che il Presidente degli Stati Uniti decida invece di tornare sulle strategie nazionali, lasciare i teatri di guerra e non pensare a nuove guerre, quindi dando spazio in questo caso al loro nemico come stava facendo Donald Trump, e quindi avrebbero avuto bisogno, diciamo così, di un evento capace di fermare la Cina su determinate cose, di provare che potesse disarcionare Donald Trump e potesse mettere in pericolo gli altri paesi europei, quindi riprendere in mano le redini della situazione. A questo punto io, non sapendo ancora quale sarebbe stato questo evento, mi dedico però alla questione italiana. Dico, perfetto, data la guerra in corso, dato lo scontro in corso su queste tecnologie, data l'ambiguità dell'Italia, vediamo che conseguenze può avere tutto questo sul nostro Paese, prima dello scoppio della pandemia. Mi rendo conto che gli americani hanno lanciato degli appelli durissimi al nostro governo. L'Italia non legittimi la via della seta, quindi sia la questione del 5G cinese sia la questione della via della seta. Di tutta risposta il governo Conte 1 con il ministro Di Maio e Conte attendono a Roma il presidente cinese e chiudono gli accordi per la via della seta, quella che gli americani hanno detto non dovete assolutamente firmare quegli accordi. Benissimo, un articolo del Washington Post definisce l'Italia un paese disobbediente, il primo ed unico ad aver firmato la via della seta con i cinesi, e nell'articolo scrivono: gli italiani si stanno mettendo contro il più grande paese dell'Occidente. Questo è quello che scrivono sul Washington Post, che da noi ovviamente questa cosa non arriva. Intanto viene convocato, il governo era giallo-verde, quindi Movimento 5 Stelle e Lega. Viene convocato Giorgetti alla Camera di Commercio delle aziende americane in Italia, presenti l'ambasciatore americano in Italia e l'ambasciatore italiano a Washington. Pubblicamente l'ambasciatore americano in Italia fa una sorta di tirata d'orecchie a Giorgetti, dice: guarda che il tuo governo sta diventando troppo filocinese, state inciampando su delle questioni fondamentali, rimettete subito il governo sulla retta via o altrimenti tutti ne pagheranno le conseguenze. Giorgetti rassicura l'ambasciatore americano, che convoca anche Di Maio. Anche Di Maio rassicura l'ambasciatore americano sull'alleanza atlantica. Giorgetti va in America, al rientro dall'America torna con un decreto che si chiama il decreto del Golden Power, definito da tutti i tecnici un decreto anti-Huawei. In pratica il governo italiano diventa decisore di ultima istanza su chi affidare le reti. Quindi le reti strategiche decide il governo. Gli americani si rilassano, sembra che tutto stia andando per il meglio, quando a un certo punto succede questo.
I 5 Stelle decidono che faranno decadere il decreto legge sul Golden Power. Quindi il governo ha deciso di rinunciare alla conversione in legge del decreto che rafforza i poteri speciali nella rete 5G, perché lo definiscono anti-Huawei. Quindi decidono di farlo decadere. Qui vediamo un'altra slide. Benissimo, che cosa accade? Scontro all'interno del governo giallo-verde, scontro molto forte, perché chi decide di non portare avanti questo decreto sono il Movimento 5 Stelle, ma chi aveva messo la faccia con gli americani era la Lega, perché Salvini aveva assicurato che questo decreto sarebbe passato, Giorgetti era andato in America. Quindi che cosa accade? Questa è una mia intervista in radio, in cui io dopo questi avvenimenti dico: tempo, poche settimane e questo governo cade, finisce, stop. Certo, era un periodo in cui nessuno poteva immaginarlo, perché addirittura era il periodo in cui si diceva che Salvini chiedesse i pieni poteri, quindi stava con tutta l'opinione pubblica dalla sua parte. Eppure, questo è il secondo articolo mio per radio, 7 mesi fa, quindi erano assolutamente in tempi non sospetti. Invece l'ambasciatore americano, questo lo vediamo nel titolo del Fatto Quotidiano, piomba nell'ufficio di Giorgetti per dire: che cosa avete combinato? Il decreto Golden Power era una promessa fatta, state aprendo nuovamente ai cinesi. Ora, qualcuno può pensare che il governo sia caduto, perché questo stiamo parlando di agosto del 2019, qualcuno può pensare che sia successo per colpa del mojito di Salvini, siete liberi di farlo, ma vi assicuro che c'erano scenari ben diversi dietro. Ovviamente Salvini all'epoca immaginava che cadendo quel governo avrebbe avuto il supporto per farne un altro lui, senza quelli che non volevano portare avanti questo decreto, quindi avrebbe avuto l'appoggio atlantico per formare un nuovo governo senza quelli che gli mettevano i bastoni tra le ruote. Purtroppo aveva fatto i conti senza l'osse, perché non aveva calcolato questo. Questi sono personaggi che non hanno una propria ideologia politica, non hanno una propria dignità, non hanno delle proprie idee. Conte infatti vola in America e rassicura Trump che avrebbe ripreso quel decreto. Anzi, articolo di Repubblica, il Conte bis riparte, quindi il primo decreto del nuovo governo è sul 5G, quindi per andare a riprendere quel decreto che stava scadendo. Ma la cosa assurda è che lo fa un nuovo governo dove gli unici che mancano in quella coalizione sono quelli che volevano questo decreto. Quindi rendetevi conto di quello che hanno fatto. Cioè gli unici che non volevano questo decreto erano i 5 Stelle insieme a Conte, gli unici che formeranno il governo Conte 2 sono i 5 Stelle e Conte, eppure vanno a riprendere questo decreto. In pratica avevano creato, chiamiamola una trappola, un escamotage, qualcosa per cui si ritroveranno in un nuovo governo e corrono a rassicurare gli americani. Ma non finisce qui, perché se da questa slide vedete Patuanelli dire che il suo governo riparte richiamando il 5G, pochi mesi dopo è sempre Patuanelli che dice: Huawei offre soluzioni e prezzi migliori. Quindi rendetevi conto del doppio gioco che hanno fatto i governi su delle questioni così delicate. Quindi un doppio gioco incredibile, dannosissimo, pericolosissimo. Okay? Quindi è sempre Patuanelli che dice no. In questo caso vedete quello che vi ho raccontato prima. La risposta di Patuanelli è la risposta di una persona che sta trattando queste tecnologie come un prodotto, come una semplice scelta di tecnologia, dimenticando tutto quello che c'è dietro. Trump è convinto che l'Italia dirà di no al 5G perché ha avuto rassicurazioni di Conte. Come vedete, tutto quello che ho visto mostrando sono i media mainstream, quindi sono titoli delle agenzie stampa, ANSI, AGI, Repubblica. Conte invece smentisce Trump sul 5G, dice l'Italia non rinuncia a Huawei. Ora, su questa cosa noi torneremo dopo, perché adesso, quando io arrivo a questo punto, poi scoppia la pandemia. Quindi adesso devo finire un attimo il filone
italiano, lo riprenderemo dopo per capire perché Conte a un certo punto si è sentito le spalle coperte e da chi, per fare un affronto del genere e per rimangiarsi tutto quello che aveva detto non al primo che capita, ma al Presidente degli Stati Uniti d'America. Quindi lasciamo questo punto perché a un certo punto scoppia la pandemia, quindi scoppia, questa è una slide che avete già visto, arriva quell'evento catastrofico e catalizzante che gli americani paragonavano ad una nuova Pearl Harbor. Infatti guardate l'articolo dei media americani, siamo davanti ad una nuova Pearl Harbor. Lo vedete anche qui, coronavirus, il capo del servizio sanità americano è una nuova Pearl Harbor, la stessa frase scritta nel documento 20 anni prima. Quindi qui scoppia il caso. Da questo momento in poi il mio libro smette di seguire un binario tracciato da documenti, fonti ufficiali e comincia a valutare se, dicevo, da questo momento il mio libro da un binario è costretto a passare ad un altro, perché sono costretto a capire se c'è qualche collegamento tra questo evento accaduto nel mondo e gli scenari che io stavo analizzando prima che la pandemia scoppiasse. Anche perché, questa è un'altra foto che già vi ho mostrato prima, in realtà tutto fa pensare, o comunque potrebbe esserci in ipotesi, il fatto che il coronavirus sia anche usato come arma biologica, esattamente quello che era scritto nei documenti militari. La prima cosa che mi sono chiesto è: queste organizzazioni che cosa potrebbero ottenere usando, strumentalizzando la pandemia, qualora l'avessero creata ad arte, oppure che benefici ne stanno traendo in questo momento? Il primo è sicuramente questo: crolla il PIL americano, quindi riescono a far scoppiare l'economia nelle mani di Trump a ridosso delle elezioni presidenziali. Quindi un duro colpo di una rielezione che fino a quel momento, come dicono tutti gli analisti, non era stata messa in discussione. Invece improvvisamente scoppia l'economia americana, crolla il PIL. Ma non contenti, e a questo punto io nel libro provavo a dare questa previsione, ipotesi, chiamatela come volete, sarebbe stato un duro colpo per Trump restare colpito dal coronavirus, quindi dover rinunciare a parte della campagna elettorale, soprattutto per quello che è il suo punto di forza, ossia il corpo a corpo, il contatto con la gente. Eppure è proprio quello che accade. Donald Trump a un certo punto risulterà positivo al coronavirus e la campagna elettorale è a rischio. Quindi ora lasciamo stare se ci siano riusciti o meno, ora pare che sia meglio e che abbia ripreso tutto. Noi dobbiamo capire se sono stati fatti dei tentativi o se sono tutte coincidenze. Questo è quanto scrivo nel libro a proposito di quello che Donald Trump in conferenza stampa sul coronavirus ha definito il Deep State Department. Dico, sono quelli che vorrebbero Trump fuori dai giochi per tornare a muovere le fila dell'amministrazione USA secondo i propri interessi e potranno strumentalizzare quanto sta accadendo per provare a fermare, per provare a colpire direttamente il presidente americano. Addirittura, questa è la pagina 169 del mio libro, ipotizzo che già abbiano provato in passato a far sì che entrasse il presidente americano in contatto con persone infette da coronavirus. Infatti, questo è un articolo del Guardian che io riporto nel mio libro, addirittura 23 esponenti della delegazione brasiliana che hanno accompagnato Bolsonaro in America sono risultati tutti positivi al coronavirus, compresi quelli che hanno cenato con Trump, compresi quelli che hanno fatto fotografie insieme a Trump rilasciate anche su Twitter e sui social. Lo vediamo nell'articolo del Guardian: 23 componenti della delegazione di Bolsonaro sono testati positivi. Ora, com'è possibile che 23 componenti di una stessa delegazione nessuno se ne accorge prima che partono e arrivano dal Presidente degli Stati Uniti d'America? Può essere anche questa una coincidenza. Addirittura positivo il collaboratore di Bolsonaro che ha cenato insieme a Trump. E questa è una foto che vi mostro perché
Parlo spesso di quello che viene definito il tridente sovranista, quindi il tridente del sovranismo mondiale. Sono persone che possiamo non amare, che sicuramente non ci saranno simpatiche, persone controverse e persone che lottano per i propri scopi e sicuramente non per scopi benefici, ma è indubbio che stiano combattendo contro un sistema che abbiano come nemico un nostro nemico. Questo è indubbio, perché c'è chi si oppone all'Unione Europea, chi si sta opponendo al progetto del nuovo ordine mondiale, chi ha dichiarato guerra ai globalisti. Questi tre personaggi, nel bene o nel male, per i propri interessi probabilmente, ma hanno con noi un nemico in comune. E come si dice, il nemico del mio nemico potrebbe anche essere un mio amico. Cosa hanno in comune questi tre personaggi? Oltre ad essere i tre che hanno sfidato i globalisti, sono stati i tre personaggi che hanno rischiato grosso con il coronavirus, entrambi, tutti e tre, colpiti dal virus. Boris Johnson in maniera molto grave ha rischiato davvero la vita perché è stato colpito nel momento in cui il virus era più forte. Ma cerchiamo di analizzare, qui adesso entriamo nelle coincidenze, cerchiamo di analizzare quali sono le motivazioni che potrebbero aver spinto qualche potente organizzazione che abbiamo visto fino ad oggi a colpire questi personaggi. Da questo momento entriamo nel novero delle coincidenze, quindi io invito il lettore e quindi voi in questo momento ad analizzare queste foto e a dare una vostra personale interpretazione. Quindi io non proverò a dire chi a mio punto possa aver fatto una cosa del genere, se è stata una pandemia indotta, se è nata così e poi è stata strumentalizzata. Io vi mostro delle foto, poi sarete voi a giudicare, perché è quello che ho fatto nel libro. Qui abbiamo un articolo del Financial Times che ci comunica che l'alleato degli Stati Uniti, l'Inghilterra di Boris Johnson, decide di aprire al 5G cinese, andando contro le raccomandazioni americane. Questo fa infuriare Donald Trump, ma se fa infuriare Trump, immaginate la reazione di quelle organizzazioni che abbiamo visto prima, che invitavano a non fare assolutamente mai un passo del genere agli alleati europei e che addirittura accusavano Trump di essere stato troppo blando con chi invece aveva deciso di disobbedire e andare avanti su questa strada. Quindi se Trump è infuriato, perché lo leggiamo in questo articolo, parlano di una telefonata da infarto tra i due, immaginate quelle altre organizzazioni come hanno preso una notizia del genere. Coincidenza vuole che Boris Johnson si aggrava colpito dal coronavirus, finisce in terapia intensiva. Amodeo, nulla di che, è una coincidenza, può capitare, vero? Assolutamente. Fin qui anche io l'ho segnato su un foglio di carta e ho continuato a scrivere il mio libro. La Gran Bretagna dà il via libera al 5G, l'irritazione degli USA, siamo delusi. Il principe Carlo d'Inghilterra positivo al test. Certo, anche questa è una coincidenza. Mi sono informato, i due non hanno avuto contatti tra di loro, quindi è una doppia coincidenza. Non è facilissimo prenderlo, soprattutto quando lo hanno preso loro all'inizio. Sono i due vertici di uno Stato, il principe e il primo ministro, e entrambi hanno preso il coronavirus. Nulla di male, può capitare, fortunatamente ne sono usciti bene. Con l'uscita di Boris Johnson alla terapia intensiva, lui fa un gesto molto strano. Cambia idea sul 5G, ma cambiare idea sul 5G pochi mesi dopo aver dato l'ok, quindi aver fatto partire le infrastrutture, è stato calcolato, lo trovate anche sui giornali mainstream, il danno enorme che ha subito. Quindi miliardi di euro, oltre a un rallentamento per queste tecnologie. Non si capisce perché sia stato folgorato sulla via di Damasco una volta uscito dalla terapia intensiva, poteva pensarci prima, invece questo è accaduto. Ma andiamo avanti. Il Principato di Monaco, Alberto di Monaco decide di incontrare il presidente cinese, firma gli accordi per il 5G. Lo vedete, questo è un articolo di Re News. Quindi Principe di Monaco si incontra col presidente cinese, firma gli accordi col 5G, dice non mi interessa delle raccomandazioni avute, noi non chiudiamo ai cinesi. Il principe Alberto di Monaco positivo al coronavirus. Fa sorridere perché è una coincidenza divertente e io infatti coincidenze le ho volute chiamare non prove, assolutamente. Immaginate a livello di marketing se avessi chiamato il libro 31 prove sul coronavirus, non mi sarei permesso mai, voglio che voi le trattiate come coincidenze.
Huawei, rete 5G. Il capo di Stato di Monaco annuncia che il Principato è interamente servito dalla nuova infrastruttura cinese. Il capo di Stato del governo di Monaco positivo al coronavirus. Anche lui non aveva avuto contatti col principe di Monaco, quindi i due non si sono mischiati vicini, l'hanno preso per sbaglio entrambi. A Monaco però, quando questi due personaggi sono risultati positivi, c'erano 60 positivi in tutto, 60 in tutto il Principato. Due di loro sono i due vertici del governo che, guarda caso, non solo aveva firmato questi accordi, ma avevano ospitato la conferenza sulla sicurezza a Monaco. Quindi tutti i servizi americani erano stati ovviamente lì perché hanno ospitato il convegno mondiale sulla sicurezza a Monaco. Vabbè, non voglio essere malpensante, non voglio fare il complottista. Andiamo avanti. Questo è un articolo del Council on Foreign Relations. Stiamo parlando di personaggi potentissimi, quindi il CFR, quelli che guidano da dietro le quinte la politica estera americana da sempre. Sono anche i personaggi che hanno redatto, alcuni di loro, quel report che abbiamo visto all'inizio. Loro parlano di Bolsonaro che sta facendo la stessa cosa di Boris Johnson. Cioè Bolsonaro sta dicendo resto fedele all'Alleanza Atlantica, ma lascio le porte aperte al 5G cinese. Molti analisti dicono che è una ripicca perché gli americani hanno fatto degli accordi per la soia con i cinesi e questi accordi hanno creato grossi problemi al Brasile. Quindi giustamente il Brasile ha detto: se voi siete dei nostri partner, però fate delle cose per i vostri interessi contro i nostri, noi vogliamo fare la stessa cosa e probabilmente apriremo al 5G cinese. Loro parlano, vedete, di questa decisione come qualcosa che crea conflitto. Il Brasile rigetta le pressioni americane sul 5G. Bolsonaro rigetta queste pressioni. Il presidente Bolsonaro finisce colpito dal coronavirus. Coincidenza. Anche lui, folgorato sulla via di Damasco, a un certo punto decide di tornare sui suoi passi. Questo lo vediamo, il titolo è brasiliano. Decide l'ultimo discorso alla conferenza dell'ONU, lui dice che forse tornerà sui suoi passi e chiuderà al 5G cinese. Questa è un'altra coincidenza. A quel punto Huawei si sposta in Bolivia, che nei paesi sudamericani chiudono la porta a questa tecnologia. Il presidente della Bolivia dice: sarà Huawei ad aiutare la Bolivia a firmare gli accordi sul 5G. Dopo Bolsonaro, anche la Presidente della Bolivia è positiva. Signori, sono coincidenze incredibili, ma io le ho chiamate così, quindi io non voglio che qualcuno dia un'interpretazione diversa o che pensa che io stia facendo delle illazioni. Però quando tu scrivi un libro del genere, stai preparando un libro sullo scontro tra USA e Cina, ti rendi conto che ci sono organizzazioni che dicono potremmo usare un'arma biologica come strumento politicamente utile, dobbiamo fare in modo che i paesi non mettano le mani su quella tecnologia, dobbiamo fare in modo di disarcionare Donald Trump, è ovvio che tutte queste coincidenze danno nell'occhio, è ovvio credo a tutti. Infatti ho dedicato un capitolo al libro dicendo: queste fotografie si inseriscono all'interno del racconto che stavo facendo, ve le mostro senza provare a dare una diversa chiave di lettura. Passiamo all'Iran. La relazione pericolosa tra Huawei e l'Iran che ha portato in carcere la manager cinese. L'abbiamo vista prima, la figlia del fondatore di Huawei è in carcere per degli accordi con l'Iran sulla questione di Huawei e sulle tecnologie. Quindi relazione pericolosa viene definita anche dai media mainstream. In Iran il coronavirus ha fatto una strage non solo tra i civili, ma tra i politici. Qua forse non so se le notizie sono trapelate tutte, ma sono morti politici importanti, capi religiosi, e un pezzo grosso del regime iraniano, lo vediamo in questo articolo, addirittura l'8% non della popolazione ma dei parlamentari, tutti colpiti, il viceministro della salute, il vicepresidente, i ministri. Una strage anche perché in Iran non sono stati solo colpiti come è successo altrove, ma la maggior parte sono morti. Tant'è vero che il loro leader Khomeini, l'Ayatollah, ha detto: noi non abbiamo nessun dubbio che questo sia il frutto di un attacco biologico contro l'Iran.
Questa è una notizia che non l'ha data un complottista, l'ha data l'Ayatollah Khamenei. In Italia di questa cosa non se ne è discusso, ne ha parlato Al Jazeera. Bene, andiamo avanti ancora un altro po', passiamo in Canada. Trudeau incontra Trump, incontra vari esponenti dell'amministrazione americana e non, anche delle organizzazioni di cui hanno parlato, che volevano convincerlo a chiudere la porta al 5G cinese, ma lui risponde: non mi farò bullizzare dagli americani. La moglie di Trudeau finisce colpita dal coronavirus e Trudeau finisce in quarantena come il primo leader nazionale in isolamento. E anche in questo caso qualcuno del governo dice: non sarebbe il caso di tornare sui nostri passi. Ovviamente loro non legano la questione alla positività del coronavirus, però in questo articolo si dice: ma abbiamo avuto diversi avvertimenti che forse sarebbe meglio tornare sui nostri passi perché non ritrattiamo ed evitiamo di farci tanti nemici. Poi abbiamo le dichiarazioni shock del presidente della Bielorussia che dice: il Fondo Monetario Internazionale ci finanzia 10 volte in più se imponiamo il lockdown come in Italia. Positivo il presidente della Bielorussia Lukashenko. Ora, io sicuramente mi lascio impressionare perché mi sono occupato per molti anni di cronache di camorra, dove quando il boss doveva avvertire i propri affiliati o gente che non pagava il pizzo, non li ammazzava mai. Però improvvisamente qualche parente si faceva male, qualche saracinesca esplodeva, qualche auto prendeva fuoco. Quindi questo mi sembra molto richiamare quella metodologia. Cioè dire: noi in qualche modo vi dimostriamo che possiamo colpirvi, potrebbe essere un'ipotesi, perché le ipotesi sono 3, o queste sono tutte coincidenze, e ci sta. Quindi il virus è una cosa naturale, e la natura ha voluto che colpisse anche dei personaggi che avevano dei tratti in comune. O che il virus sia naturale, ma ovviamente abbiamo visto che esistono delle organizzazioni potenti che pensano alle armi biologiche come uno strumento da utilizzare, quindi gli viene servito in questo caso su un piatto d'argento, no? Perché invece di dover pagare tanti miliardi nei laboratori che abbiamo visto che esistono per la creazione di queste armi biologiche, si trovano improvvisamente un virus ormai presente, isolato in tanti laboratori del mondo, su cui è facilissimo mettere le mani, che ha creato in Iran più danni dei bombardamenti americani, è riuscito in qualche modo a colpire il presidente americano più di qualsiasi impeachment, più di qualsiasi Russiagate. Cioè il presidente con questo virus rischia di perdere le elezioni come non erano riusciti in altro modo. Quindi diciamo che sono stati molto fortunati con l'avvento di questo virus, anche perché vediamo che hanno raggiunto obiettivi ovunque. Questo giornalista si domandava di formiche: ma il coronavirus spezzerà il rapporto tra Cina e Russia? E Repubblica ci fa sapere che la nuova Wuhan è stata proprio la cittadina al confine tra Cina e Russia. Quindi a un certo punto la cittadina, la porta tra i due paesi, è stata chiusa perché è diventata la nuova Wuhan, quindi questa cittadina minuscola, e sono nati ovviamente un sacco di problemi diplomatici tra USA e Cina, perché sono stati costretti a chiudere il loro confine, quindi con persone che non potevano tornare in Cina e persone che non potevano tornare in Russia. Sui giornali si è parlato molto delle tensioni che sono nate in quel momento. Quindi, come vedete, questo virus, nato per caso da un pipistrello, diffuso in tutto il mondo, è riuscito però, guarda caso, a far ottenere a determinate organizzazioni proprio quello che loro avevano previsto nei loro report. Quindi provare a disarcionare Trump, provare a colpire i paesi disobbedienti, provare a fermare i contatti tra Russia e Cina. E qui arriviamo allora a quelle che sono state le previsioni, perché voi dovete sapere che il coronavirus lo hanno trattato come qualcosa nata dal nulla, quindi come qualcosa che nessuno si aspettava. Io vi assicuro, perché ho letto i documenti e nel libro ci sono tutti, non c'è stato nulla di così previsto come il coronavirus, nulla di così studiato,
scientificamente come il coronavirus. Se lo aspettavano tutti, avevano fatto tutti le simulazioni, sapevano tutti quello che sarebbe accaduto e ogni organizzazione provava a capire cosa sarebbe stato meglio fare per strumentalizzare la futura pandemia, ora naturale o indotta che sia. Questo documento che io ho trovato, che è un documento ufficiale perché c'è il link nel libro, è un documento governativo, è un documento del National Intelligence Council, quindi una sorta di think tank di tutte le agenzie di intelligence americane, sito ufficiale, una delle fonti più autorevoli perché sono tutte le agenzie che ogni tot di tempo fanno un report per fare delle previsioni. Signori, questo documento deve andare a porta in prima serata. Noi dovremmo pretenderla una cosa del genere, perché non è tratto da un sito complottista, non è una fonte che può essere smentita, ma guardate che cosa scrivono. Il documento è del 2004, però la previsione che loro fanno è al 2020. National Intelligence Council 2020 Project, quindi proiezioni al 2020, e dicono: si parla della globalizzazione. Cosa potrebbe far deragliare la globalizzazione? Loro dicono, se andiamo di questo passo, nel 2020 la globalizzazione sarà guidata dalla Cina contro gli interessi degli Stati Uniti e contro gli interessi di determinate organizzazioni. Ma cosa potrebbe far deragliare questo processo? Cosa potrebbe fermarlo? E si domandano, una guerra? E dicono assolutamente no. Una guerra non è auspicabile, perché nell'era nucleare una guerra non è auspicabile per fermare questa situazione, si fermerebbe il mondo. Quindi dicono, quello che potrebbe fermarlo è una pandemia scoppiata in Cina o in India. È cerchiato, il documento è ufficiale, National Intelligence Council, ripeto il titolo per chi volesse controllare, si chiama Mapping the Global Future. Quindi dicono una pandemia scoppiata in Cina. Ovviamente non dicono una pandemia indotta. Loro dicono, se una pandemia scoppiasse nel 2020 in Cina, certi processi potrebbero regredire. Quindi quello sarebbe lo scenario per fermare tutto e ridare fiato quindi a certe organizzazioni. Lo scrivono, non lo collegano alla pandemia, però un riferimento indiretto c'è, perché loro dicono, innanzitutto parlano della tecnologia, e quindi questo è il secondo tassello che si collega con quello che stiamo vivendo oggi, perché loro dicono nel 2020 sarà la tecnologia lo scontro tra le potenze americane. Quindi questo è quello che dicono, soprattutto se un'altra potenza riesce ad implementare una tecnologia fondamentale prima degli Stati Uniti. Signori, è esattamente quello che è accaduto. Poi dicono, quindi la tecnologia sarà la tensione, il motivo di tensione nel 2020, e un'altra cosa che dicono, bisogna fare attenzione alla biotecnologia, nel senso, se qualche scontro ci sarà uno scontro con armi biologiche, è quello che scrivono. Nel 2020, loro dicono nei prossimi 10-20 anni, lo stanno scrivendo nel 2004, il grosso rischio è che i progressi nella tecnologia farà sì che le nuove guerre, i nuovi scontri saranno con armi biologiche, quindi i popoli non si renderanno conto di quello che stanno vivendo perché saranno guerre non convenzionali. Lo scrivono in questo documento ufficiale. Ora, ci sono 3 tasselli che si uniscono a quello che è accaduto oggi, e questo è un documento dell'intelligence, quindi massima autorevolezza. Primo, è vero che la globalizzazione sta per essere guidata dalla Cina, lo abbiamo visto, lo hanno scritto i cinesi nel loro report e gli americani se ne sono resi conto. 2, che l'unica cosa che può fermare questo processo è una pandemia, magari scoppiata in Cina o in India, e il terzo, che bisogna fare attenzione alle armi biologiche perché saranno le armi di questi scontri non convenzionali. Ovviamente a suffragare questa tesi, che al momento è solo una tesi, il fatto che questa pandemia sia il frutto di uno scontro geopolitico e quindi un'arma biologica, ci sono alcuni studi molto importanti. Questo che vediamo in questa foto è uno studio di ricercatori indiani, che poi è stato uno studio molto censurato, tolto dal sito, addirittura, che però è uno studio che ha analizzato anche il premio Nobel per la medicina Montagnier, che dice che in alcuni ambienti
non hanno dubbi, ed il genoma lo conferma, questo virus è stato creato in laboratorio. Lui poi ovviamente aggiunge ed è sfuggito, e anche io aggiungo ed è sfuggito. L'esperto americano di bioterrorismo conferma, creato in laboratorio, per lui è un'arma da guerra biologica, quindi sempre più elementi per avallare questa tesi. Addirittura ho trovato un articolo del New York Times dove parla di questo laboratorio americano dove si studiavano questi virus pericolosissimi, che improvvisamente è stato chiuso prima dello scoppio della pandemia, perché ritenuto non più sicuro, però è uno dei laboratori dove potenzialmente si poteva lavorare ad una cosa del genere. Coronavirus per i 007 americani, spunta l'ipotesi del laboratorio di Wuhan. In Cina successe cose che non sappiamo. Questo l'ha detto anche Mike Pompeo. Sul virus abbiamo prove che sia stato creato in laboratorio. Ovviamente quando parliamo di Wuhan non dobbiamo pensare soltanto alla Cina. Wuhan era un laboratorio, era l'avamposto occidentale in Cina. Cioè Wuhan è stato creato, progettato, finanziato in primis dai francesi. Poi sono rientrati gli americani, perché alcuni esperimenti che sono stati vietati in America proprio su virus e sulle armi biologiche sono stati trasferiti in questo laboratorio di Wuhan. Quindi in questo laboratorio di Wuhan c'erano gli europei, c'erano gli americani, quindi quando si parla di qualcosa che è scoppiato a Wuhan non stiamo dicendo per forza che sia stato creato dai cinesi. Il New York Times però, quando è scoppiata la pandemia, pubblica un articolo e dice: ma vi rendete conto di quanti avvertimenti c'erano che questo sarebbe accaduto? Ci sono miriadi di avvertimenti e di prove che stava per scoppiare una cosa del genere. Com'è possibile che i governi non abbiano messo in sicurezza i cittadini? Quasi come se in qualche modo si attendeva una cosa del genere, o qualcuno aveva interesse a soffocare queste voci. Io credo che nessuno di voi abbia sentito parlare di questo Crimson Contagion. Pronuncia mia in inglese non ve lo dico neanche, ignoratela. È un napoletano british. Questo documento parla di una esercitazione, questo è un documento ufficiale, condotta da gennaio ad agosto 2019 in tutte le maggiori nazioni e soprattutto negli Stati Uniti, e prevedeva un test sulle capacità del governo federale e degli altri stati di rispondere ad una imminente pandemia di influenza originata in Cina. Loro specificano la simulazione è stata condotta mesi prima dell'inizio del coronavirus, però io questo non l'ho voluto pubblicare nel libro, perché chi legge questo documento si rende conto che tutti sapevano del coronavirus, tutti erano pronti e in qualche modo si stava attendendo che ciò accadesse per gli interessi di qualcuno. Non l'ho voluto pubblicare perché io do una visione diversa, quindi una mia idea personale è che la cosa sia stata in qualche modo indotta, quindi non è soltanto un fatto di negligenza da parte dei governi. Leggere questo report ti fa capire che i governi sono stati negligenti, in qualche modo non hanno previsto quello che tutti sapevano sarebbe successo. Di profezie ce ne sono state tantissime in quel periodo. Qui vediamo quella di Bill Gates che dice non ci uccideranno le guerre ma i virus, e non siamo preparati. Gli studi che avevano previsto tutto, l'Italia e il mondo non sono pronti, eppure nessuno ha fatto nulla. Questa è clamorosa perché siamo ad agosto 2019, poche settimane prima dello scoppio della pandemia, e la Gates Foundation, quindi la fondazione di Bill Gates, colui che diceva che ci sarebbe stata una pandemia in futuro, fanno l'Event 201 dove loro simulano una pandemia da coronavirus. Addirittura l'istituto dove è stata fatta questa simulazione ha dovuto in qualche modo chiarire la questione sul sito ufficiale. Dice è vero che c'è Bill e Melinda Gates dietro il nostro istituto, ed è vero che abbiamo fatto una simulazione, ma è una coincidenza. Cioè il fatto che sia
si sia avverato esattamente quello che è successo è una coincidenza. Questo è il sito ufficiale, dicono sì è vero, nell'ottobre 2009 la Johns Hopkins ha ospitato una esercitazione sulla pandemia, quindi una pandemia molto simile perché da coronavirus, quindi molto simile a quella che poi è accaduta realmente. Qui vediamo l'altra profezia sempre di Bill Gates che dice serve un arsenale di vaccini contro la pandemia. Questo non lo dice nel 2020, ma lo dice nel 2017. Quindi bisogna prepararsi, serve un arsenale di cosa? Di vaccini. Guarda caso, lui è quello che più di altri nel mondo si occupa proprio di questa materia. E di previsioni ce ne sono state tantissime, quindi di persone che in qualche modo hanno previsto quello che sarebbe accaduto, ce ne sono stati soprattutto tra i personaggi che ruotavano proprio in questi ambienti. Quindi non voglio fare il nome di Bill Gates, se no sembra il complottista che vuole addossare la colpa a un personaggio, ma in quegli ambienti qualcuno le cose le sapeva. Oppure era fortunato, oppure è una coincidenza, signori. Da qui non si scappa. Infatti guardiamo quest'altro personaggio. Questo è un articolo del dicembre 2019. Il Corriere della Sera riteneva inquietante la scommessa fatta da questo fondo che diceva che a marzo ci sarebbe stata una crisi mondiale delle borse. Se voi trovate questo articolo su internet, lo andate a leggere, gli economisti non si spiegavano perché avesse fatto una previsione del genere. Dice tutti gli indici sono tutti positivi, è prevista la crescita, come si può soltanto immaginare una crisi mondiale delle borse era dicembre, tra 3 mesi. Impensabile, tant'è vero che nel titolo dell'articolo loro la chiamano la scommessa inquietante. Qui lo vediamo sul Wall Street Journal di questo fondo che investe su questa crisi. La crisi c'è stata, la crisi mondiale delle borse c'è stata puntuale a marzo. Questa persona era previdente, aveva gli stessi poteri di Bill Gates. Io ho trovato un tweet che si scambiano i due, molto amici, che si danno sempre consigli. Bill Gates dice ho sempre imparato molto dal mio amico Ray Dalio e lui sottoscrive grazie Bill Gates, anche io ho sempre imparato molto da te. Quindi 2 persone che hanno fatto una previsione che guarda caso è negli interessi di entrambi, perché uno ha scommesso sui vaccini che servono per debellare la pandemia, l'altro sul crollo delle borse che è la conseguenza delle pandemie. Sono stati fortunati. Andiamo avanti. Qui invece vediamo Donald Trump che in qualche modo ha cominciato a menzionare il deep state nei suoi discorsi, quindi per la prima volta il presidente americano lo chiama, rivolgendosi al Dipartimento di Stato americano, lo chiama proprio il Deep State Department. Quello che vediamo dietro con le mani in faccia è Anthony Fauci, che sarebbe colui che si occupa della gestione, il virologo che si occupa della gestione della pandemia in America, acerrimo nemico di Trump. Questo lo vediamo, questo è un articolo del Mainstream che dice Donald Trump ha attaccato il Dipartimento di Stato chiamandolo Deep State e quel gesto è stato immortalato, fotografa Anthony Fauci, l'immunologo della task force governativa per la lotta al Covid-19, nuovo nemico giurato di Trump e dicono della destra americana. Però anche lui aveva fatto una previsione e l'aveva scritto l'11 gennaio del 2017. Aveva scritto: non ci sono dubbi che Trump si troverà ad affrontare una malattia, una pandemia a sorpresa. Dice there is no doubt, non ci sono alcun dubbi che Donald Trump si troverà ad affrontare una pandemia per una infezione durante il suo mandato. Bene, anche questo personaggio è legato a doppio filo con la Gates Foundation. Quindi lo vediamo, questo è il comitato direttivo del Council della Gates Foundation sulla ricerca dei vaccini e troviamo proprio il nome di Anthony Fauci. Quindi anche questa, signori, è una coincidenza che fa riflettere. Cioè i 3 personaggi che più di tutti avevano provato una previsione raccontando al mondo o avvertendo il mondo, perché poi non sappiamo se questi sono previsioni, sono avvertimenti, che cosa sono. Però i 3 personaggi che avevano detto che ci sarebbe stata questa cosa sono tutti legati a doppio e triplo filo tra di loro.
Questo lo vediamo nel tweet della Bill Gates Foundation, quando lui lascia la Microsoft per dedicarsi solamente alla questione dei vaccini. Qualcuno gli domanda cosa avete in serbo, cioè perché lei lascia Microsoft per la questione dei vaccini, e lui dice: sono molto eccitato per quello che accadrà nei prossimi anni, che sarà uno degli anni migliori per l'investimento nella salute dei cittadini. Quindi per lui l'investimento migliore nella salute dei cittadini vuol dire i vaccini. Quindi lui dice: sono molto eccitato perché nei prossimi anni saranno gli anni propizi per investire finalmente nei vaccini e provare a farli diventare obbligatori. Ora, chi finanzia l'Organizzazione Mondiale della Sanità? Poi stiamo per concludere. L'Organizzazione Mondiale della Sanità è finanziata, era finanziata per la maggior parte dagli Stati Uniti, e al secondo posto c'era la Gates Foundation. Quindi la più grande potenza del mondo finanzia l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e poi un privato, poi un'organizzazione privata. Pensate che poi Trump ha deciso di togliere i fondi all'Organizzazione Mondiale della Sanità perché si era reso conto che c'era qualcosa che non andava, perché guarda caso questo è tratto dal curriculum dell'attuale direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Lui dal luglio 2009 viene eletto per 2 anni presidente del Fondo Globale per la lotta all'AIDS, quello di Bill Gates, quello nel cui direttivo c'era Anthony Fauci. Quindi 3 personaggi che noi stiamo vedendo su tutti i giornali, in questo momento legati tra di loro, ma ci dicono per cause assolutamente per caso, perché uno è stato eletto il direttore della task force governativa americana, l'altro si occupa di vaccini in un momento in cui il vaccino sembra essere l'unica cura possibile, l'altro si è trovato, guarda caso, come direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Sono 3 personaggi che in questo momento devono per forza di cose dover interagire tra di loro, e invece scopriamo che erano tutti legati tra di loro. Quindi la regia era l'unica. Sarà anche questa una coincidenza, infatti credo sia la numero 27-28, ma è una coincidenza. Però sono personaggi che non si sono conosciuti adesso, che non si sono incrociati adesso. C'è questo personaggio che oggi fa parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, quella che ha dichiarato la pandemia, lavorava per l'organizzazione di Bill Gates nel 2009. Anthony Fauci, della task force governativa americana, lavorava per la stessa organizzazione, tutti per i vaccini, cioè tutti per quelli che adesso viene definita l'unica soluzione per far fronte a questa pandemia. Qui vediamo che Bill Gates, guarda caso, ha raddoppiato in un sol colpo il suo contributo al Global Fund. Il Global Fund è proprio quello che legava questi 3 personaggi. E qui torniamo un attimo all'articolo di Montagnier, perché questi personaggi erano i personaggi che per anni sono stati legati per lo studio sui vaccini, in particolare quello che li accomunava tutti e 3, che erano i massimi esperti mondiali delle ricerche sull'AIDS. Non può non saltare agli occhi l'articolo di Montagnier che dice: chi ha manipolato questo virus può essere soltanto un esperto del virus dell'HIV. Quindi soltanto uno dei massimi esperti di questo virus può aver manipolato quella cosa. Ora Montagnier sta dicendo una bugia, può essere, questa è una coincidenza, può essere, però i personaggi in qualche modo che stanno traendo vantaggio da questa pandemia, ed è indubbio, sono gli stessi che avevano alle spalle organizzazioni, soldi, investimenti, coperture e tutto per portare avanti. Non si sta ovviamente insinuando che siano stati loro, però questi dati devono far riflettere. Cioè queste cose devono venire alla luce anche in un dibattito pubblico, in un dibattito televisivo, in un dibattito parlamentare, perché non è possibile che dobbiamo raccogliere tutta una serie di dati su personaggi che in qualche modo caratterizzeranno la nostra vita e prenderanno decisioni sulla nostra vita, e per noi sono personaggi totalmente sconosciuti. Qui vediamo Anthony Fauci addirittura nel 95 con Bill Clinton, lo vediamo col presidente Bush, perché molti pensano che questo Anthony Fauci sia uscito dal cappello ieri come avversario della destra americana, poverino costretto a camminare con la scorta. Noi gli auguriamo ovviamente che nessuno gli faccia mai nulla, però non è uscito dal cappello, era un personaggio che già lavorava per anni alla questione dei vaccini dell'HIV con i presidenti americani, i grandi avversari attuali dell'amministrazione americana,
e guarda caso Donald Trump a un certo punto ordina lo stop ai fondi USA per l'OMS, quindi qualcosa di cui tutti lo hanno accusato di essere un pazzo, perché dicono: com'è possibile, durante una pandemia che fai? Togli i fondi all'Organizzazione Mondiale della Sanità. Evidentemente il presidente Trump era a conoscenza di informazioni che gli facevano capire che quell'organizzazione stava portando avanti gli interessi di altri e non nostri. Vi ricordo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità è quella che ha dato l'incarico a Mario Monti di portare avanti le politiche sanitarie in Europa. Quindi al personaggio responsabile dei tagli della sanità in Italia, che hanno causato morti con lo scoppio della pandemia, è stato premiato l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi rendetevi conto, dato che questi personaggi poi fanno parte delle stesse organizzazioni che ho citato nel libro Matrix, di come sia tutto collegato. Allora, prima di concludere, se ho altri 5 minuti, voglio chiarire una cosa, perché questi due libri in comune non dovrebbero avere nulla. Questo racconta le organizzazioni che hanno preso il controllo dei governi in Europa, quindi quali sono le organizzazioni del capitalismo speculativo che hanno preso il controllo attraverso l'Unione Europea dei governi europei e del nostro Paese. Quindi parla di organizzazioni e li mette in relazione con quelli che sono i politici italiani ed europei che ne hanno fatto parte e che ne hanno portato avanti gli interessi quando sono arrivati ai governi. Questo tratta di una pandemia, quindi in comune non c'è nulla. Eppure qui si parla di Mario Monti come membro del direttivo del Bilderberg, come presidente europeo della Commissione Trilaterale di Rockefeller, come membro della lobby belga Bruegel, come membro di tante organizzazioni globaliste che in qualche modo non fanno gli interessi ovviamente dei popoli. Mario Monti ce lo ritroviamo qui dentro, l'abbiamo detto, come membro della task force governativa europea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Qui dentro, come membro di queste organizzazioni, io mi ritrovo Vittorio Colao, membro della European Round Table of Industrialists, quindi la più grande lobby di Bruxelles che fa gli interessi solo delle grandi multinazionali. Qui me lo sono ritrovato come capo della task force governativa italiana. Qui dentro io parlo del MES e dico: non ci sarà verso di far accettare il MES agli Stati se non attraverso quella che viene definita la shock economy. E racconto che cos'è la shock economy: approfittare di uno stato di shock politico, sociale o sanitario di un paese per portare avanti misure che altrimenti i paesi non accetterebbero mai. Qui dentro ci troviamo collegato il MES alle spese sanitarie, dopo lo shock della pandemia. Quindi, come vedete, in qualche modo queste due inchieste si fondono. In conclusione, ovviamente Bill Gates in questo momento è in pole position per la corsa al vaccino per il coronavirus. Un'altra società che è in corsa per il vaccino del coronavirus è quella di Anthony Fauci, quella per la quale collabora Anthony Fauci, lo vediamo in questo articolo. E questo, però poi qui il discorso si allunga, quindi lo concludiamo qui. Qui è per dimostrarvi che coloro che stanno in questo momento traendo interesse da questa pandemia sono quelli che volevano disarcionare Trump. Quindi sono quei neoconservatori che noi abbiamo visto nel primo documento, che dicono dobbiamo essere pronti a tutto, guerra biologica, una nuova per l'arboro per disarcionare Trump, sono quei neocon che, pur essendo repubblicani, volevano Hillary Clinton al posto di Donald Trump. Quindi questo lo vediamo da questa slide. Questo è un articolo in cui uno dei membri di questa organizzazione repubblicana dice: tutti noi siamo per l'elezione di Clinton contro Trump. Quindi questo serve per far capire come si è creato un vero e proprio partito trasversale. Vi faccio le due curiosità velocissime, dato che abbiamo tirato in ballo Bill Gates. Io questa cosa non la sapevo prima di scrivere il libro. Se avesse vinto la Clinton, Bill Gates sarebbe stato il vicepresidente degli Stati Uniti. Io non la sapevo. Sono mail rivelate da Wikileaks e poi riprese. Guardate che Cina e Stati Uniti non si sono presentati al lancio della organizzazione voluta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, da Bill Gates e da quegli ambienti per la scoperta, per gli studi sui vaccini. Quindi non solo gli Stati Uniti, perché qualcuno potrebbe dire Trump è un pazzo che non aderisce ad una organizzazione del genere, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità,
la Cina neanche ha aderito, quindi questo è importante. Non hanno partecipato all'iniziativa globale per i farmaci ed i vaccini. Questo per farvi capire che nessuno vuole fare illazioni né supposizioni. Abbiamo visto delle coincidenze che tali rimangono. Possiamo però trarre le conclusioni. C'è uno scontro in atto potente, violentissimo tra gli Stati Uniti e la Cina per chi mette prima le mani sulle nuove tecnologie che saranno anche quelle che andranno a decidere le sorti delle nuove tecnologie, le sorti della blockchain, le sorti dell'intelligenza artificiale, le sorti della cybersicurezza, e tutte le applicazioni militari dipenderanno da queste nuove tecnologie. Quindi c'è uno scontro in atto, c'è uno scontro fortissimo tra l'amministrazione americana e delle organizzazioni trasversali che vanno dai repubblicani ai democratici, che vorrebbero disarcionare e vorrebbero che crollasse l'economia americana. Tutti questi personaggi sono legati a doppio filo tra di loro e stanno traendo vantaggio dalla pandemia. Ora è una pandemia indotta, non lo sappiamo, è un'arma biologica, non lo sappiamo, ma adesso sappiamo cose che nessuno ci ha mai raccontato prima. Grazie a tutti. Grazie a Francesco, gli facciamo fare 2 minuti di pausa e poi passiamo alle domande. Molto spesso i cambiamenti partono anche dalle piccole cose. Credo che tutti noi siamo all'interno di qualche social, no? I social permeano la nostra vita e ormai si stanno organizzando i grandi a diventare tramite i social veramente i padroni del mondo. Si stanno facendo la guerra, ma quando arriveranno a 2 si metteranno d'accordo e noi saremo fregati come in tutti gli altri casi. Come nasce un social? Un'azienda mette a disposizione una piattaforma di solito gratuita, noi la facciamo diventare grande con il passaparola, giusto? Noi siamo coloro che creano questi miliardari. Salus Bellatrix ha deciso per il 31 dicembre del 2021 di essere fuori da Facebook. Ogni volta che ci entro ci siamo un po' tutti, ci serve, dobbiamo fare un po' di pubblicità, le conferenze, eccetera. Però se penso ai proprietari, ai soldi che hanno fatto sulla nostra pelle, possiamo proprio dirlo, perché noi li utilizziamo, però poi loro diventano miliardari con la pubblicità, con tutti i nostri dati, con tutti i nostri ricordi, con la nostra vita praticamente, no? E a noi che cosa danno? Assolutamente nulla. I proprietari, adesso non voglio dire una cosa perché questa poi andrà anche su YouTube, si permettono, diventati a un certo punto, diventati ricchi, diventati potenti, si permettono anche di frequentare certe isole. Perché noi è dal 2010 che di queste cose ne discutiamo. E allora noi abbiamo deciso di dire basta. C'è un social che è appena nato, si chiama YouLife, non è gratuito perché, signori, non esistono pasti gratis. Quello che vi fanno credere che c'è il pasto gratis è che poi vi portano via tutti i vostri dati e fanno soldi sulla vostra pelle. Allora, tutti noi abbiamo già creato un bel gruppo, con Salus Bellatrix c'è Eleonora Brigliadori, c'è Mereu, c'è Cannistraro, c'è Miklavez, c'è anche il nostro carissimo Francesco Amodeo, si è finito di iscriversi. Vogliamo creare un gruppo molto forte e molto grande di persone che la pensano come noi, cioè di persone che non si interessano solo di mettere su 4 fotografie, ma che utilizzeranno il social per fare tante cose, non solo per poter comunicare fra noi, ma per poter anche eventualmente fare entrare aziende, creare business, eccetera. E sarà il primo social al mondo, perché è il primo social di seconda generazione, che sì, tu paghi un qualcosina per entrarci, che però ti darà più di quello che tu hai dato, perché per la prima volta, siccome siamo noi che creiamo la ricchezza,
Siamo noi con i nostri dati, andando a vedere, con la pubblicità che ci vediamo tutte le volte, perché se io clicco armadio a muro per caso, mi cadono armadio a muro per una settimana da internet continuamente sulla testa, anche quando entro in Facebook, d'accordo? Quindi siamo noi che creiamo la ricchezza e, come è giusto, per la prima volta in questo social una parte della ricchezza verrà distribuita fra tutti coloro che la creano, cioè ogni persona che fa parte del social. Quindi io vi esorto a investire, fra virgolette, questi 10 euro, vedere che cosa riusciremo a fare all'interno, vedere che riusciremo anche a portare tutte queste piccole aziende che sono nei nostri paesi, che hanno sofferto tantissimo durante l'inverno scorso, tutti chiusi dentro, non si poteva, i negozi chiusi e così via. Ecco, rivitalizzare quello che è il tessuto cittadino, le piccole aziende, lasciando fuori le multinazionali, che sono quelle che si fanno i soldi, se li portano all'estero e qui tasse non ne pagano, mentre i nostri imprenditori chiudono giorno dopo giorno. Quindi io vi ho messo su quello che serve, c'è un QR code. Vi viene fuori una schermata, iscrivetevi, spendete questi 10 euro, entrate, divertitevi, cercate i vostri amici, cercate soprattutto tutto il gruppo di Salus Bellatrix e chissà che tutti insieme si avveri che per la fine del 2021 finalmente questo faccia libero ce lo lasciamo indietro. Lui, il suo proprietario, le sue isole e tutto il resto. Io vi ringrazio, adesso passiamo alle domande. Allora, coloro... Due domande, anzi, due in una. Vince Trump, vince Biden. Scenari e quale ritieni più probabile? Grazie. Mazza. No. Voglio essere catastrofista. Allora, vince Trump, vince Biden. Sulla questione cinese cambia molto poco. Nel senso che anche Biden non potrà permettere alla Cina di espandersi come sta facendo. Quindi da questo punto di vista sembra che hanno visioni diametralmente opposte, invece non è così, lo abbiamo visto addirittura con Nancy Pelosi che su alcune questioni diceva siamo con Trump. Quindi dal punto di vista della questione cinese la guerra fredda continua. Ovviamente bisogna capire che certi ambienti americani hanno fatto per anni accordi con la Cina. L'accordo con la Cina era che i cinesi facessero come posso dire, da produttori a basso costo, quindi da manodopera a basso costo per le multinazionali americane. I proventi di questo export enorme che facevano verso gli Stati Uniti veniva reinvestito in debito pubblico americano. Quindi sono andati avanti così per una vita con un accordo assolutamente tra le parti, quindi sono loro che hanno creato la potenza cinese. Con l'avvento di Trump invece che cosa è accaduto? Che Trump si è reso conto che questo era distruttivo per alcune categorie, perché ovviamente scomparivano le fabbriche in America, non si produceva più nulla, e quindi lui nella sua campagna elettorale ha fatto appello proprio a questo, American First, quindi ritorniamo in America, e ha creato quello scontro con la Cina anche da un punto di vista commerciale che invece i globalisti americani non vogliono, perché i globalisti vogliono che sia tutto un mercato così globale senza regole, gli fa comodo avere la Cina come produttore, vogliono intervenire solo su determinate tematiche come quella del 5G, perché lì si va a intaccare la questione militare, cioè chi mette le mani sulle tecnologie 5G mette le mani sulle nuove tecnologie militari e questo loro non possono ammetterlo. Quindi mentre Trump vuole contrastarli tout court, cioè l'abbiamo visto come parla dei cinesi, per lui sono il nuovo nemico, il deep state americano, chiamiamolo così, e quello cinese hanno degli accordi stretti su tante materie, però su alcune sono andati in contrasto e su quelle materie anche Biden dovrà tenere il pugno duro. Ora ho visto una frase allucinante, se volete ve la mostro la slide perché ce l'ho, un discorso di Trump nell'Ohio ai dipendenti della Whirlpool, in cui lui 2 mesi fa dice: ho appena fatto un nuovo ordine esecutivo che si chiama Buy American First, che riguarda i medicinali, quindi devo fare in modo
che tutti i medicinali, quelli salvavita, quelli più importanti, quelli più acquistati dagli americani, devono essere prodotti tutti in America. Non è possibile più che noi li facciamo produrre in India o in Cina con componenti che arrivano dalla Cina. Dice, questo non è possibile, perché quando succede una cosa come quella che è successa, noi siamo nelle mani di queste potenze. Quindi lui fa questo ordine esecutivo che è stato veramente un dramma enorme per le case farmaceutiche, che invece, essendo alla ricerca del profitto, vogliono produrre dove dicono loro, vogliono fare i farmaci generici che poi però rivendono semplicemente mettendoci un marchio ad una cifra 10 volte superiore. Trump ha detto, in questo modo io ostacolerò questo giro e farò in modo che i farmaci agli americani costeranno di meno. Ha detto, però da questo momento in poi sappiate che io avrò degli attacchi enormi dalla Big Pharma. Dice, anzi, ogni volta che la Big Pharma mi attaccherà sappiate che il costo dei vostri farmaci sta scendendo. Ha detto, però mi sto mettendo contro dei nemici forti e potenti, faranno in modo di fermarmi, e addirittura esce con una frase, dopo la cerco un attimo e ve la trovo perché c'è il documento della Casa Bianca, in cui lui dice, sono convinto che a breve per un periodo non ci vedremo. Dice proprio così, dice, per un periodo probabilmente non ci vedremo, perché mi sto facendo dei nemici forti e potenti e proveranno a fermarmi. Un mese dopo ho avuto il coronavirus. Questa sarebbe la coincidenza numero 33 di un ipotetico libro. Lo scenario peggiore di Biden, presidente americano, è ci troviamo Renzi all'ONU. Che è una voce... sì, perché Renzi adesso Renzi, che è stato chiamato, guarda caso, nelle ultime riunioni anche del Bilderberg, quindi nel 2019 addirittura, in un momento in cui era, credo, ai suoi minimi storici, proprio come in tutto, i genitori quasi arrestati, aveva perso il referendum, non era più il segretario del suo partito, con tutta una serie di problematiche. Guarda caso il cartello finanziario internazionale fa una riunione importantissima, perché sono ovviamente importanti, si riuniscono 120 degli uomini più potenti del mondo per 3 giorni, quindi non è neanche una riunione che prende qualche ora, e come italiano convocano Renzi, cosa molto strana, non era mai stato convocato prima. Però guarda caso, finita quella riunione, si torna in Italia e Renzi diventa il protagonista dell'accordo tra Movimento 5 Stelle e PD. Oltretutto poi esce dal Partito Democratico e diventa l'ago della bilancia in mano a chi muove i fili dei governi. Quindi lui in questo momento è il burattino che può far cadere il governo da un momento all'altro, comunque che ne tiene le sorti tra le mani. È ovvio, e lo sa, che non è che potrà candidarsi in Italia e essere eletto, ma aspetta l'incarico internazionale, come è successo con Letta, che dopo aver distrutto l'Italia lo hanno mandato in Francia, come è successo con Monti, che l'hanno ricompensato all'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ora anche lui aspetta la ricompensa, una ricompensa che lui deve avere anche per aver favorito Obama, probabilmente, qui usiamo il condizionale perché c'è un'inchiesta in corso, ma pare che comunque Renzi abbia anche dato una mano ad Obama nel costruire insieme alla Clinton quel famoso Russiagate contro Donald Trump. Sappiamo che sono venuti qua anche per gli americani per l'inchiesta, quindi se vince Biden siamo sicuri che anche gli italiani avranno le loro ricompense, quindi quelli che noi adesso pare che siamo riusciti a toglierci di torno, ce li troveremo invece in ruoli superiori a quelli che potrebbero avere in Italia. Se dovesse vincere Trump, probabilmente questi personaggi invece faranno una fine non buona per loro sicuramente, perché di sassolini dalle scarpe se ne toglierà tante. Sarà la fine del sovranismo la vittoria di Biden, perché si tornerà nuovamente con una Unione Europea rinforzata, perché lo scontro principale che c'è adesso non è solo tra Trump e la Cina, ma anche con la Germania. Quindi Trump è stanco di questo ruolo egemone della Germania in Europa, soprattutto perché anche lei si è avvicinata troppo alla Cina. Quindi le differenze sono tantissime. Per il sovranismo italiano la vittoria di Biden sarebbe veramente una disfatta dalla quale sarebbe veramente difficile uscire. Quindi auguriamoci che vinca Trump, nonostante un personaggio controverso, è un personaggio che si fa gli affari suoi, è un personaggio che molti potranno odiare, però
se dobbiamo vedere dal punto di vista degli interessi italiani, sicuramente l'alternativa è tra uno o l'altro, quindi non è che possiamo avere una terza via. Sicuramente Biden si richiama quei vecchi poteri che hanno governato fino adesso in America e in Europa. Allora, prima volevo fare un piccolo inciso sul 5G, sì, che il 5G è una tecnologia satellitare e per il momento la parte tecnica è ancora in mano agli Stati Uniti perché sì, i satelliti ce l'hanno in mano loro. E quello dove mi pare che si stiano scontrando non è tanto su questa tecnologia, ma su chi potrà disporre dei dati che verranno da questa tecnologia. Comunque questo era un inciso. Sì. Poi adesso ci sarà questo grande scontro, tu dici, fra la Cina da una parte e gli Stati Uniti dall'altra, ma noi in ogni caso saremo servi sia di uno che dell'altro, perché storicamente è questo. Ma mi pare che tu abbia puntato l'interesse più sugli Stati Uniti che sulla Cina. Perché noi dovremmo vedere la Cina come un nemico e gli Stati Uniti come un potenziale amico, visto il ruolo insignificante che noi abbiamo? E non potrebbe esserci una terza via, tipo quella che era iniziata con i BRIC, con l'unione fra l'India, il Brasile e la Russia, che avevano fatto anche un tentativo di nuova banca mondiale. Non potremmo noi essere forse più vicini a questo tipo di ideologia o di Assolutamente sì, ma la terza via sarebbe anche quella della neutralità, che sarebbe sicuramente la cosa auspicabile. Il problema è questo: avremmo bisogno di un governo, mai come in questo periodo, perché l'Italia in questo periodo ha un ruolo che credo che non abbia mai avuto nella storia, perché veramente è ago della bilancia in delle situazioni molto più grosse di lei. Quindi abbiamo da una parte gli americani che hanno bisogno che l'Italia non ceda ai cinesi, perché altrimenti i cinesi arrivano in Europa, acquisiscono una piattaforma strategica nel Mediterraneo. I cinesi hanno bisogno invece dell'Italia per tirarsi appresso gli altri paesi europei. Quindi noi in questo momento avremmo un ruolo che basterebbe davvero un governo sovranista, un governo di persone capaci di sedersi a tavolino e di imporre le proprie condizioni, quindi potremmo ricavare tantissimo. Il problema di andare con la Cina piuttosto che gli Stati Uniti, che noi siamo membri della NATO e abbiamo le basi NATO in Italia, quindi non potremmo mai essere cinesi, filocinesi al 100% affidabili per la Cina. Quindi da una parte o dall'altra bisogna fare in modo che ci sia una decisione netta, ma dalla Cina questa decisione netta non ci può essere, dopo dovrebbe richiedere anni, dovremmo chiedere l'uscita dalla NATO, dovremmo liberarci delle basi NATO e dire noi vogliamo essere filocinesi. Allora a questo punto non sta a me dire se conviene essere una colonia americana o cinese, però dico, oggi con le basi NATO che abbiamo, col potere che hanno gli americani ovviamente nel nostro paese, con le armi nucleari che custodiscono in Italia, pensare di andare con il loro maggiore nemico vuol dire non poter mai essere un alleato affidabile per i cinesi, né essere un alleato affidabile per gli americani. Quindi bisognerebbe far valere invece con gli americani la propria neutralità, il bisogno di neutralità dell'Italia, dando le nostre condizioni. Per esempio potremmo decidere di chiudere alla Cina, ma gli americani dovrebbero fungere da scudo antispread nei confronti dell'Europa per una eventuale tale exit dell'Italia, quindi potremmo chiedere queste garanzie. In questo momento noi siamo, e qui cito quella famosa metafora del maestro Miyagi di Karate Kid, no? Quando lui dice: se tu il karate lo impari benissimo va bene, se non lo impari proprio va bene, se lo impari così e così cammini al centro ed è come la strada, no? Se vai a destra o a sinistra ok, se cammini al centro ti schiacciano. Noi stiamo continuando a camminare al centro, ci passa sopra l'America, poi ci passa sopra la Cina, poi ci passa sopra la Germania. In questo momento questa ambiguità che noi abbiamo visto, sì, siamo alleati atlanti, con l'alleanza atlantica, poi 2 minuti dopo no, smentisce Trump. Sì, vogliamo chiudere al 5G cinese perché vogliamo gli americani. No, non vogliamo gli americani, vogliamo i cinesi. Tutto questo è dannosissimo, cioè è la cosa peggiore che un paese possa fare. Non avere una propria linea geopolitica, soprattutto in questo momento. Quindi non sono per andare né dall'una né dall'altra parte, ma avere delle idee precise e soprattutto far capire all'Italia che in questo momento è un'aquila che si crede un pollo, perché molti hanno interesse a trattarla come un pollastro da spennare. Questa è la realtà. Neutralità però resta sempre la parola chiave per un paese come l'Italia che può permettersi. E il discorso del BRICS, ad esempio, non ci può essere una terza via?
La terza via in questo momento è difficile, anche perché adesso si sta di nuovo polarizzando tutto in uno scontro tra due superpotenze, quindi comunque bisogna fare una scelta di campo, ma è quello che hanno chiesto gli americani ai paesi europei, è quello che hanno chiesto i cinesi, sta nascendo delle organizzazioni nell'Indo-Pacifico, lì si stanno creando altri poli, però per l'Italia in questo momento, per la posizione che abbiamo, è difficile pensare ad una terza via in questo momento, pure perché noi siamo legati anche con l'Unione Europea. La terza via si può pensare quando almeno ti liberi dal gioco di una delle due, finché sei l'America che ti strattuna da una parte, l'Europa che ti strattuna dall'altra, i cinesi che come le sirene ti chiamano a sé, non c'è altra via ancora da poter pensare in questo momento. In questo momento l'Italia deve prendere una decisione netta, prima di tutto chiudere queste benedette vie della seta, o chiudi la via della seta o chiudi la NATO, cioè non puoi pensare di aprire la via della seta e fare passare i cinesi a fianco alle basi NATO, perché se vi faccio vedere la cartina di dove stanno piazzando le infrastrutture 5G per la raccolta dei dati, a fianco alle basi NATO, è un atto provocatorio, ma è un atto che gli americani non accetteranno mai. Allora, quello che bisogna capire, e questo sì che nel 1992, quando negli anni in cui c'era la guerra fredda, gli americani, pur di scongiurare una cosa del genere, all'epoca con l'Unione Sovietica, hanno fatto la Gladio, cioè organizzazioni paramilitari clandestine sul nostro territorio, che sono quelle poi probabilmente dietro l'omicidio Moro, dietro la creazione delle Brigate Rosse, cioè gli americani, per scongiurare l'avvicinamento degli italiani al Partito Comunista della potenza in lotta con loro, hanno fatto sul nostro territorio di tutto. Cioè tutto quello che è stato fatto da quegli anni, da Tangentopoli a Moro, è tutto legato a doppio filo, ma i documenti ci sono, perché ormai è emerso quasi tutto. Si sta per ripetere la stessa cosa. Però noi adesso abbiamo una forza diversa, perché mentre in quel periodo si voleva evitare. Allora vi faccio un esempio per farvi capire ancora meglio. Noi abbiamo firmato con l'Unione Europea nel 1957, noi i trattati di Roma, entriamo nell'Unione Europea. Perché Maastricht, la moneta unica, ce la fanno firmare nel 1992? Perché fanno passare 35 anni? Unione Europea, si parlava già di moneta unica, perché sono passati 35 anni? Perché si erano resi conto che la moneta unica avrebbe impoverito il nostro paese, l'avrebbe chiuso in una gabbia. Ora il ragionamento che loro hanno fatto è questo: se noi impoveriamo l'Italia in un momento in cui c'è il comunismo e l'Unione Sovietica, in Italia hanno il Partito Comunista più grosso d'Italia, abbiamo consegnato l'Italia all'Unione Sovietica, stop, fine della storia. Invece avevano bisogno dell'Italia come potenza mondiale, proprio per scongiurare l'arrivo del comunismo in Italia. Avevano bisogno dell'Italia di crescere, diventare la potenza, è quello che è successo, no? Fino al 1992 l'Italia è stata anche la quarta potenza mondiale. Nel 1989 cade il muro di Berlino, nel 1991 si dissolve l'Unione Sovietica, li hanno presi per le orecchie e li hanno portati a Maastricht immediatamente. L'Italia non serviva più potente, non serviva più quella classe politica disobbediente ai diktat americani, serviva finché l'Italia doveva essere sovrana e ricca per non cedere ai comunisti, servivano agli americani, ma il giorno dopo la caduta del muro di Berlino non serviva più. E hanno fatto due cose: spazzare via quella classe politica in un attimo, Tangentopoli, portarli a firmare Maastricht, moneta unica, ora sei povera e sei schiava. Via quelli di Sigonella, via quelli che avevano puntato i mitra contro i Marines americani, via quelli che avevano fatto gli accordi con gli arabi, via quelli che avevano fatto gli accordi per il petrolio o contro gli interessi degli Stati Uniti, via tutti. Nel 92 si crea la Gladio, viene trasferita in Italia l'organizzazione paramilitare ed organizzano tutto. Nessuno si pone la domanda: scusate, ma perché si firma il Trattato di Roma nel 57 e ci fanno firmare la moneta unica nel 92? E quando oggi si parla di Unione Europea come dovrebbe essere, bisognerebbe tornare indietro come era nel 57, cioè quando serviva la Comunità Economica Europea ma l'Italia ricca, cioè si fanno accordi internazionali, si apre la Comunità Europea, ma ognuno con la propria moneta, ognuno con la propria. Quella era la formula e la sappiamo, perché è la formula che hanno usato per far crescere l'Italia e farla diventare potenza quando gli serviva così, ed è la formula che ci hanno tolto appena non serviva più, con la classe politica mandata via, e sappiamo tutti come. Quindi
Noi dobbiamo cominciare a studiare il passato per capire il futuro. Per questo adesso dico la terza via, l'unica terza via che esiste in questo momento è l'Italia fuori dalla moneta unica. Questa è la terza via del Paese. Poi dopo ci sono gli accordi di cui parliamo, e quelli te li puoi andare a giocare prima. Gli americani potrebbero fare da scudo antispread per l'uscita dall'Unione Europea, che in questo momento vogliono anche creare problemi alla Germania, che sta creando problemi agli Stati Uniti con l'export. Quindi le possibilità ci sono. Ovviamente, ritorno alla prima domanda, qualora dovesse vincere Biden, tutto questo viene scongiurato in una notte. Buonasera. Io sono stupefatto di certi comportamenti che assume il Ministero della Sanità italiano solo ascoltando il telegiornale. Per esempio, una rivista scientifica famosa nel mondo che è Lancet pubblica un articolo farlocco contro l'idrossiclorochina. Il ministro Speranza prende immediatamente per buono questo articolo e per 48 ore mette fuori legge l'idrossiclorochina. Il mondo medico si ribella e dopo 48 ore questo divieto decade. Però intanto ci ha provato. Poi con il plasma hanno fatto anche peggio. Esattamente, stavo per dire questo. La cura col plasma si rivela utile, si tenta di fare le banche del plasma per le cure, gli ex malati guariti si presentano in massa per donare il loro sangue e il Ministero della Sanità non dà corso alla cosa. In ultima, solo ascoltando il telegiornale, senza andare a cercare notizie da qualche parte, i medici che erano state sconsigliate le autopsie. Questo in ambiente amministrativo vuol dire che se lo fai a tuo rischio e pericolo. Certo. Sono sconsigliate le autopsie. I medici di Bergamo che hanno salvato il mondo facendo le autopsie e scoprendo il vero meccanismo che attaccava il corpo umano, invece di ricevere la medaglia d'oro al valor civile, sono tutti sotto procedimento sanzionatorio amministrativo. Allora, volevo sapere appunto il Ministero della Sanità da che parte sta, insomma. Grazie. Diciamo che la risposta già se l'è data, perché è talmente chiaro. Quello che hanno fatto col plasma poi è assurdo. Io sto vedendo se trovo l'articolo pubblicato l'altra volta, così vi leggevo proprio i dati, perché sono venuti gli americani a chiederci, ecco qua, bloccano le terapie che funzionano. Io voglio farvi un attimo, leggiamo qualche dato. Mazza, non si ferma più solo. Parliamo della cura al plasma. In Italia sono stati attivati 15 centri, ma soltanto 8 hanno cominciato ad arruolare i pazienti, che finora sono 34. Volete sentire in America? Aderiscono 2.747 ospedali, 14.759 medici che hanno trattato 85.206 malati, noi 34, ma è una cura che è stata inventata, diciamo, sperimentata in Italia, è assolutamente made in Italy. Anche in questo caso ho messo l'articolo qui del primario a Mantova che dice: al momento a noi le guarigioni con il plasma superano il 90%, quindi stiamo parlando di una cura che sicuramente non ha fatto morti, quindi nessuno può dire ma noi non siamo convinti che funzioni e intanto sta facendo i morti, quindi è una cura che comunque nel peggiore dei casi è inefficace ma non ha mai creato danni. Però i numeri sono numeri enormi, ma questa è una cura che però costa 2 euro a paziente rispetto ai farmaci che costano 2.500 euro a paziente, trattati con Remdesivir. Quindi immaginate, le aziende farmaceutiche che hanno il cartello farmaceutico il più forte in assoluto, e lo abbiamo visto, quanto sono contenti di questa cura. Ed ovviamente se noi permettiamo a determinati personaggi, la task force governativa pigliamo a Colau che viene
dalla European Roundtable of Industrialists, dove sono tutti i grandi industriali, i capi delle grandi multinazionali, quindi anche farmaceutiche. Mettiamo Monti, che viene dalla Presidenza europea di queste organizzazioni che riuniscono tutte le grandi multinazionali, li mettiamo a gestire le task force governative, le task force europee sulla pandemia. È ovvio che proveranno ad oscurare queste cure. Io in questo articolo faccio un esempio che è eclatante, che è poco conosciuto, per far capire come anche la Food and Drug Administration sia soltanto uno strumento politico, sarebbe l'organo americano per i farmaci e per gli alimenti. Addirittura si parla dell'aspartame, credo che ognuno abbia sentito parlare, no? È questo dolcificante ipercalorico che si trova nella Coca Zero, tutte le bibite light, nelle caramelle senza zucchero. Era stato tolto dalla vendita, parlo di tanti anni fa, negli anni '80, perché era risultato cancerogeno. Noi abbiamo lo studio dell'Istituto Ramazzini, che addirittura ha fatto lo studio più completo sui topi per dimostrare che creava dei danni enormi. Nessuno è riuscito a confutare lo studio dell'Istituto Ramazzini, cioè non hanno detto non fa male, loro hanno provato a dire è vero, è cancerogeno sopra una certa soglia. Secondo l'Istituto Ramazzini, quindi secondo i maggiori esperti mondiali, questa soglia l'avevano fatta troppo alta. Ma anche se questa soglia non fosse stata così alta, come si fa a sapere quando superi la soglia? C'è nella Coca Light, c'è nella Coca Zero, c'è nelle caramelle, c'è negli antibiotici, in 3.000 prodotti. Come fai a sapere quando quella sostanza per te diventa un veleno? Non lo puoi sapere, quindi era stata tolta dalla vendita. Come l'hanno rimessa? Questa è una cosa che a me fa impazzire. Al governo c'era Reagan. Che fa Reagan? Manda una persona sua, quindi del suo entourage, dirige la Food and Drug Administration. Alla Searle, la compagnia che produceva l'aspartame, mandano Donald Rumsfeld. Cioè Donald Rumsfeld è quel pazzo dei neocon, quelli che scrivono dobbiamo usare le armi biologiche, dobbiamo pensare, sono quei folli. Donald Rumsfeld è quello che diceva che c'erano le armi di distruzione di massa in Iraq, un militare folle neocon, quindi proprio il classico militare folle americano, veramente hanno fatto le peggio cose, va a dirigere improvvisamente questa Searle farmaceutica. Ovviamente, dopo era la Searle che doveva dimostrare alla Food and Drug Administration che l'aspartame non era cancerogeno. Quindi si sono scambiati due militari della stessa entourage, si sono scambiati i documenti, non è contato più il parere dei medici, non è contato più il parere degli oncologi, non sono contati più gli studi. Due militari fanno riattivare l'aspartame e viene rimessa in commercio. Questo è ovviamente tutto documentato, ma vi basterà scrivere veramente 2 parole chiave su Google e si apre tutta la documentazione. E così funziona. Cioè quando loro si erano resi conto che stavano per togliere dal commercio, perché è dannoso, qualcosa che faceva guadagnare miliardi all'industria farmaceutica e alimentare, hanno semplicemente sostituito il parere dei medici col parere di due militari e l'hanno rimesso in commercio. Non c'è assolutamente nessun controllo su questi organi. Quindi questo è quello che è successo ovviamente con la terapia al plasma, questo è quello che è successo sull'altra terapia di cui parlava il Signore. Se non capiamo che ci sono conflitti di interesse che sono epocali e noi continuiamo a chiudere gli occhi, ovviamente poi con l'avallo dei media, perché poi se noi guardiamo dietro i grandi media e dietro le grandi aziende farmaceutiche ci sono alcuni attori che sono assolutamente comuni. Provate a vedere i collegamenti per esempio di BlackRock, il grosso fondo americano, lo trovate dietro le grandi aziende farmaceutiche, lo trovate dietro i grandi media, cioè questi sono persone che ci sono dei conflitti di interesse pazzeschi, impensabili. BlackRock è quello a cui Draghi ha conferito l'incarico di fare le visure sulle banche, pur essendo lui proprietario di cioè, cose che a raccontare sembrano barzellette e invece ci rendiamo conto che esistono a tutti i livelli e sono sempre gli stessi personaggi, le stesse organizzazioni, quelle che io definisco cartello finanziario, ma non per dargli un nome aleatorio, perché il cartello finanziario poi, soprattutto nella Matrix europea, spiego chi sono, quali sono le organizzazioni, come operano e tutto il resto.
Io ho un'esperienza di un medico che conosco, un mio amico che è qui del Veneto, praticamente lui mi diceva ancora a febbraio: Francesca, io queste cose le ho viste, cioè questo tipo di influenza un po' particolare, diciamo, già da settembre-ottobre dell'anno scorso, e lui ha curato tutti i suoi pazienti, perché è anche medico di famiglia, ha curato tutti i suoi pazienti a casa, anche gente di 80-85 anni, non ne ha mandato uno in ospedale, sono tutti vivi, nessuno è stato intubato. All'inizio li curava con un po' un mix fra antibiotico e cortisone, poi è esperto anche di medicina cinese, di tante altre cose, o di omeopatia, quindi lui non aveva nessun problema. Queste persone non sono mai andate in ospedale, sono guarite. Poi uno dei primi ha letto, quando è uscito lo studio francese sull'idrossiclorochina, se n'è procurata, lo ha provato sui suoi pazienti, ha detto che funzionava benissimo, per cui ha detto: sono andata in farmacia, ne ho comprate 40 confezioni perché ero sicuro che sarebbe sparita. Cioè appena si è accorto che funzionava, e fatalità poi era introvabile. Quindi ci sono delle cose, ci sono dei medici che hanno ancora la capacità di vedere, di analizzare, eccetera, solo che a questi medici la vita viene resa sempre difficile. Io tra l'altro lo sprono anche a spiegare pubblicamente le sue modalità, come fa, però lui vuole rimanere sempre a basso profilo, perché sapete benissimo che appena alzano un attimo la testa e dicono qualche cosa, segati. Sì, queste sono le prove di quello che vi ho raccontato prima. Questo è il sito dell'Istituto Ramazzini, qui c'è i risultati dello studio sulla cancerogenicità del dolcificante artificiale aspartame, quindi lo studio completo. Poi vediamo sotto un articolo, quindi non mio, dell'Huffington Post, che ci spiega che Reagan manda una persona a dirigere la Food and Drug Administration, Donald Rumsfeld lo mandano alla Searle farmaceutica, dopodiché i due si scambiano la documentazione e si approvano tra di loro l'aspartame. Rumsfeld, dopo questa cosa che ha fatto, ha ricevuto un bonus di 12 milioni per essere riuscito a far rimettere in commercio una cosa del genere, che è pazzesca se pensi che questo è un militare, oltretutto tra i più folli. E tanto questo è quello che succede con le cure alternative o con i medicinali dannosi, come probabilmente saranno i vaccini che cacceranno questi personaggi. Sì. Ciao Francesco, Ciao. sono Matteo. Allora, intanto ti consiglio di non fermarti alla 33esima coincidenza, perché potresti essere sospettato di massoneria, quindi è meglio che... No, vabbè, sono al 31. Ah, siccome prima hai parlato di 33. Eh sì, perché 31, poi c'è stato Trump 32, vabbè sì, ma vanno avanti. Allora, non so se mi sbaglio, ma mi sembra di vedere un'analogia fra, tu prima ci hai spiegato che il laboratorio di Wuhan prima era stato gestito e finanziato dai francesi, poi dagli americani, sì. E poi sta cosa un po', è scoppiata una cosa che gli si è ritornata contro. Mi sembra di vedere un'analogia tra l'ISIS e l'Al-Qaeda, che sono stati finanziati e strutturati dagli americani, e poi, non so se mi sbaglio, ma vorrei una tua considerazione su questo. Poi volevo capire se in tutte le tue ricerche, studi che hai fatto, inchieste, che idea ti sei fatta un po' di QAnon rispetto a Trump, che idea ti sei fatta di questa cosa, e se ci puoi rincuorare, in Italia ci fai il nome di qualche politico secondo te che non è come Renzi, che magari sta un po' dalla parte, diciamo, di quelli che dovrebbero stare più dalla parte nostra, insomma, ecco, del popolo, insomma, ecco. Mazza. In Italia è difficile rincuorarti, veramente. No, rincuorarti con l'Italia in questo momento non è possibile. In Italia in questo momento purtroppo non c'è neanche un'opposizione più. Ormai come funziona? La questione è questa, io l'ho detto l'altro giorno in piazza. Noi siamo abituati in Italia a sentir parlare di cambiamento, no? L'abbiamo visto con i governi del cambiamento. E il cambiamento non serve nessun cambiamento in questo momento. Se non si capisce che serve la liberazione del paese, il cambiamento può venire soltanto dopo. Facevo una metafora in piazza, è come se a me mi sequestrassero, mi chiudessero dentro ad una gabbia. Avrebbe senso sentirmi parlare di voler cambiare vita? Assolutamente no, dovrei aspirare prima ad uscire fuori. L'Italia dal 1992, l'abbiamo detto prima, è chiusa in questa gabbia,
e tutti quelli che si sono susseguiti da quel momento in poi, quindi con la Seconda Repubblica, con i vari governi che abbiamo avuto del cambiamento, Conte 1, Conte 2, anche i migliori, sono disposti a fare qualcosa per il popolo purché il popolo accetti di rimanere in quel recinto. Cioè non senti nessuno provare ad ipotizzare l'uscita dal recinto, per quanto dolorosa può essere. Quindi in questo momento in Italia c'è un governo che farà e fa tanti danni, ma non c'è un'opposizione che può contrastarlo. Quindi dobbiamo vedere quello che accade nel caso in cui lo scontro si porta a livelli superiori, cioè quando lo scontro diventa veramente tra gli Stati Uniti e la Germania, per farti un esempio, allora a quel punto vedrai tantissimi saltare sul carro del vincitore e mettersi contro la Germania in funzione antieuropeista. Potrebbe uscire anche, mi viene in mente una Meloni per esempio per questo ruolo, ma non adesso. Buonasera, sì, funziona. Vorrei, se possibile, avere una sua lettura in questo scenario di nuova guerra fredda, di cui siamo già dentro, diciamo, in cui l'Italia si trova strattonata appunto tra Stati Uniti, Cina e Europa. Come vede il cambio di direzione della vendita del porto di Trieste, che doveva essere l'ultimo porto, l'approdo finale della via della seta, alla vendita che è stata fatta ai tedeschi, se aveva una sua lettura. Grazie. Sì, questi sono eventi in questo momento di difficile lettura, anche perché la stessa Germania, fino a qualche mese fa, sembrava totalmente sbilanciata sulla via della seta, dalla fronte cinese, e adesso pare ultimamente che sta per aderire al club Indo-Pacifico, quindi perché si è resa conto probabilmente che si stava mettendo in una brutta posizione. Quello che faceva resistenza alla Germania, perché la Cina è uno sbocco enorme per lei, per i suoi prodotti, poi si è resa conto che può ricostruire uno sbocco del genere in India, che sta crescendo tantissimo sia a livello economico, demografico, eccetera, e potrebbe per la Germania essere un mercato di sbocco alternativo per non mettersi quindi totalmente contro gli americani. Quindi adesso, quello che dicevo prima, i giochi non sono fatti. La stessa questione del 5G, che sembra che doveva chiudersi già mesi fa, è ancora tutta aperta, ancora non si è capito chi sta da una parte, chi sta dall'altra. La questione dei porti è una questione molto delicata. Si prende tempo fino a novembre. Da novembre in poi ognuno sarà chiamato a prendere delle decisioni più drastiche, e vedremo anche la Germania da che parte sta. Oggi non saprei dare una chiave di lettura precisa di quell'evento, perché è ancora tutto sparigliato sullo scacchiere geopolitico internazionale, e questo sarà fino a novembre. Tutti prendono tempo, non vogliono prendere una posizione netta. Alla fine i giochi si faranno, ognuno si dovrà polarizzare da una parte o dall'altra, e quindi ogni evento potrà avere una propria chiave di lettura. Ora è ancora il caos generale, e cosa peggiore la sta facendo l'Italia con un doppio gioco veramente incredibile. Cioè, noi abbiamo avuto Mike Pompeo in Italia e abbiamo avuto Di Maio che annunciava fedeltà all'Alleanza Atlantica, Conte che avrebbe rivisto la questione sul 5G, con Pompeo a Roma sono stati firmati dei decreti per autorizzare il 5G cinese. C'è un articolo che è uscito, credo, anche sulla Verità, cioè con Pompeo ancora a Roma a fare altri incontri, loro già stavano facendo quello che lui gli aveva chiesto di non fare. Quindi stiamo facendo un gioco veramente pericolosissimo. Però, e qui chiudo perché qualcuno mi dice, ma è impazzito Conte? Cos'è che c'ha Conte dietro? Conte sta approfittando per coprirsi le spalle del fatto che il Vaticano è entrato in rotta di collisione con gli Stati Uniti per la questione cinese. Mike Pompeo è arrivato a Roma, non è stato accolto dal Papa. Mike Pompeo aveva invitato il Vaticano a non fare l'accordo con la Cina che avevano firmato nel 2018 per l'elezione dei vescovi, perché dato che è un accordo che
il Vaticano e la Cina firmarono nel 2018 perché doveva servire per tutelare i cristiani in Cina. Il ragionamento di Pompeo è stato, dato che la situazione dei cristiani in Cina è peggiorata, ora che questo accordo scade non lo puoi rinnovare, perché addirittura legittimi quello che sta succedendo, e invece il Papa l'ha voluto rinnovare. Non ha accolto Mike Pompeo, è arrivato a Roma il vescovo di Hong Kong, un vescovo importante, per dire guarda adesso c'è l'elezione, scusa, un cardinale, come si chiama? Cardinale, vabbè, famoso, lo trovi su internet. Come? Perfetto. È arrivato a Roma, pure lui voleva andare a parlare col Papa per dire non scegliere un vescovo per Hong Kong filo cinese, soprattutto adesso che lo sai quello che sta succedendo ad Hong Kong. Sarebbe ovviamente un segnale di sudditanza al regime di Pechino, e anche in quel caso è rimasto in mezzo, c'è la foto su internet, lui in mezzo alla piazza a 90 anni, è arrivato da Hong Kong col treno 88 anni, è rimasto 4 giorni a Roma e non è stato accolto. Quindi la deriva filocinese del Vaticano credo che sia chiara a tutti, e oltretutto c'è il personaggio Parolin, segretario di Stato, che ha detto più volte di essere propenso ad accordi con la Cina, quindi questo, dato che lo stesso Parolin, che era direttore di quel famoso istituto dove si è formato anche Conte, perché poi nulla è per caso, perché tu dici Conte è stato estratto a sorte, no, Conte viene da ambienti dove si sono formati anche i vari Prodi, non faccio, sì, esattamente, di questo istituto Nazareth si chiama, no? Istituto Nazareth, dove si è formato Conte, si è formato anche Prodi, e il direttore era Parolin, che adesso è il segretario di Stato segretario di Stato Vaticano, ed è ovvio che Conte stia in questo momento sfidando gli Stati Uniti perché ha le spalle coperte. Che molti dicono ma Conte lo fa perché è alleato con i 5 Stelle che sono filocinesi, ma secondo voi è credibile che Conte si mette contro gli Stati Uniti d'America, va a smentire Trump perché c'ha i 5 Stelle dietro che sono filocinesi? Come si può pensare a una cosa del genere? E invece c'ha le spalle coperte, ma molto coperte. Il problema è che esistono le banche che si chiamano too big to fail, troppo grandi per fallire, no? Ed esistono dei poteri, come sono quelli del Vaticano e come sono gli Stati Uniti, che a mio avviso si chiamano too big to fight, cioè troppo grandi per andare in guerra. Quindi prima o poi questi due cocci di piombo si uniscono, in qualche modo trovano accordi, e chi si è messo in mezzo, convinto di potersi giostrare, finisce schiacciato. Ed è quello che succederà al governo Conte appena poteri più grossi troveranno accordi tra di loro, ed è questo l'errore grosso che sta facendo. Poi Famorighi dice, vabbè, ma Conte lo fa perché dice no, i 5 Stelle. Immagini sfidare gli americani perché coperto dai grillini sarebbe proprio il top. Mi aggancio al discorso, si sente bene, sì? Mi aggancio al discorso di Nazareth, Vaticano, eccetera, eccetera, perché quando è scoppiata la famosa cosa a Beirut, nel bel mezzo della pandemia ci siamo ricordati all'improvviso che c'è anche una situazione in Israele, che c'è anche una situazione in Palestina, che ci sono tutta un'altra serie di guerre in corso nel mondo che sono state quasi messe in pausa, quantomeno a livello mediatico, di cui non si parla più. Volevo sapere se hai una visione a livello geopolitico di cosa sta succedendo nel Medio Oriente, dell'invasione, chiamiamola così, cinese in Africa, di che ruolo potrebbe avere l'Africa in un futuro, e anche se ovviamente il fulcro dell'azione adesso è Cina e Stati Uniti. Però sì, volevo sapere se approfondirai mai magari questo in qualche libro, che libri ci aspettano tuoi magari più avanti in futuro, il cartello finanziario se verrà pubblicato, /che.es non è già stato pubblicato. No, non ancora. Ok, e questo insomma. Non ancora, perché il cartello finanziario sarà da Tangentopoli alla pandemia, quindi dal 1992, anche perché nel cartello finanziario si va a approfondire il ruolo che ha avuto negli anni la strategia della shock economy, che è quella che raccontavo prima, che è la strategia dei padri fondatori del neoliberismo, i famosi Chicago Boys, che hanno creato questa formula che è assolutamente vincente, lo è sempre stato.
questa formula non è che dice di indurre per forza uno stato di crisi, solitamente è così, queste crisi vengono indotte, loro parlano di approfittarne, quindi magari qualche volta può essere una crisi indotta, come è successo in Italia varie volte, qualche volta può essere una crisi nata per caso, ma di approfittare sempre di uno stato di crisi e di shock del Paese per accelerare certe questioni. Quindi io partirò veramente dal 1992, in realtà parto già dal 1981, perché nel 1980 noi abbiamo avuto una strage tremenda in Italia, quindi popolo sotto shock, in quel caso si è approfittato di quello stato di shock ai cittadini, perché anche se la data è 1981, ma in realtà sono 3 mesi dopo quella strage, in Italia avviene il divorzio tra il Ministero del Tesoro e la Banca d'Italia, quindi un'azione che avrebbe dovuto monopolizzare tutto il dibattito mediatico, parlamentare, politico a tutti i livelli, perché in pratica noi lì stavamo per cedere per la prima volta realmente la nostra sovranità. Quindi il divorzio prevedeva che la Banca d'Italia non era più costretta ad acquistare i titoli del Ministero rimasti invenduti, quindi il Ministero del Tesoro si trovava in balia dei mercati e da lì l'impennata dello spread del debito pubblico. Quella cosa è avvenuta con un semplice scambio delle lettere. Se tu vai a leggere i giornali dell'epoca si parlava solamente di stragi, giustamente era avvenuta 3 mesi prima, quella cosa è passata in sordina. 1992, strage di Falcone, era il maggio, vero? 26 maggio. 26 maggio, 9 giorni dopo la strage di Falcone, quindi l'Italia in lutto, l'Italia scioccata totalmente, tutti, qualcuno di noi se lo ricorda, l'Italia in shock totale, 7 giorni dopo, anzi 9 giorni dopo, il 2 giugno del 1992, si riuniscono sul Britannia, dove vanno a svendere le aziende di Stato italiane, quindi a prendere accordi che vincoleranno l'Italia per sempre. Le privatizzazioni, tutto, 9 giorni dopo l'omicidio di Falcone. Ora se uno non vuole dire, vabbè, ma forse è un caso, ma se anche fosse un caso, non è possibile che pezzi del nostro Stato si vanno a fare una mini crociera su uno yacht dove, se avete letto il resoconto che ha fatto il Fatto Quotidiano un paio di mesi fa, che ha raccontato di quella riunione, si brindava con caviale, champagne, canzoni italo-americane. Cioè, 9 giorni prima c'era stata una strage, il paese era in lutto e pezzi del nostro Stato, il nostro governo erano a fare una mini crociera per trattare la svendita del patrimonio italiano. E chi l'ha saputa quella notizia? Provate ad aprire i giornali 7 giorni dopo, 9 giorni dopo la strage di Falcone e vedete di cosa si parlava sui giornali. Anche in quel caso, non ti sto dicendo, sono loro che hanno ucciso Falcone perché dovevano fare la riunione. Shock economy, subito, ora lo dobbiamo fare. Ora, boom. Il popolo non deve sapere. Boom. Esattamente. 2011. Crolla il governo democraticamente eletto, crisi dello spread, fallimenti aziendali. Arriva Monti, signori, in 3 mesi, fiscal compact, pareggio di bilancio, MES, cioè cose che hanno vincolato il Paese per sempre, dovevano avere un dibattito infinito, un governo tecnico che doveva traghettare semplicemente il Paese verso elezioni, firma cose che avrebbero vincolato il popolo italiano per sempre. Com'è possibile? Come immaginabile una cosa del genere? Ma neanche la fretta, dice, vabbè, ma c'era una scadenza, è caduto il governo, si è trovato il tecnico, l'ha dovuto firmare per forza. Il pareggio di bilancio in Costituzione l'abbiamo visto solo noi. Cioè sono passati 9 anni, gli altri ancora lo devono fare. Noi l'abbiamo fatto fare a un governo tecnico di transizione, 2 mesi dopo l'insediamento, fanno sempre questo. Ora, quello che noi dobbiamo capire è che il 2020, con la pandemia, c'è il terreno fertile come mai prima d'ora per portare avanti la shock economy. Quindi adesso devono portare avanti tutti i punti dell'agenda che altrimenti il popolo italiano non accetterebbe mai. Quindi il MES che non sono riusciti a portarlo avanti, leghiamolo alle spese sanitarie e portiamolo avanti. I vaccini obbligatori che non sono mai riusciti, diciamo che altrimenti siamo costretti al lockdown e a non andare al lavoro e proviamo a farlo passare. E questo tante azioni che oggi passano sotto il nome di DPCM, ma che sono dei diktat, ovviamente, dei paletti per chiudere in gabbia il popolo italiano. Quindi noi dobbiamo rimanere vigili, adesso svegli, perché siamo in piena shock economy. Tutto quello
che vogliono portare avanti adesso lo vogliono fare per approfittare dello stato di shock dei cittadini. Grazie a tutti.